Buongiorno, ben ritrovati. Siamo nuovamente in diretta come ogni giorno per fare un po' il punto della situazione. Poi come ogni giorno, ve lo ricordiamo, ci sarà la conferenza stampa del presidente Luca Zaia dall'unità di crisi di Marghera. Parlerà di vaccinazioni, ma parlerà anche di eventuali riaperture che si stanno già programmando di bar e ristoranti, si spera per maggio. Proprio per questo vi presento subito il mio ospite che ho qui vicino a me. Buongiorno, si tratta di Andrea Penzoiello, di presidente di Veneto Imprese Unite. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Dunque, in attesa poi di collegarci anche con la dottoressa Michela Romagnoli per fare un po' il punto anche dei ricoveri in ospedale, soprattutto in pneumologia, la prima domanda è questa. Si parla di riaperture, fra l'altro oggi la notizia, c'è un confronto fra regioni proprio per parlare di riaperture di bar e ristoranti per prime, poi successivamente anche delle altre attività, e domani ci sarà la valutazione per eventuali passaggi di fascia, ma per parlare proprio, per programmare proprio il calendario delle riaperture. Si diceva a maggio, ma forse qualcuno dice anche qualcosa prima? Sì, noi siamo stati a Roma lunedì e martedì, abbiamo incontrato il sottosegretario Durigon, abbiamo incontrato il gruppo misto e in entrambi gli incontri, e poi anche parlando in maniera più informale con altri parlamentari, sembra che ci sia la possibilità di anticipare già all'ultima settimana di aprile. Ovviamente la proposta verrà fatta da diversi gruppi parlamentari, verrà fatta dalle regioni, è stata fatta già anche dall'ANCI, tutto poi sta nelle mani di Speranza di confermare nella sua ordinanza questa possibilità di anticipare l'apertura. Ormai insomma tenere chiusi è impossibile, nel senso che ormai siete davvero in ginocchio. Ormai tenere chiusi è impossibile, per molti anche una settimana, soprattutto con il ponte del 1° maggio, il 25 aprile, potrebbe comunque voler dire, visto le belle giornate, una bella iniezione di ossigeno e di liquidità nelle casse delle proprie attività. E soprattutto è impossibile stare ancora chiusi perché ormai i dati li vediamo tutti quanti, i contagi non dipendono dalle nostre attività e quindi è anche moralmente per noi impossibile stare ancora chiusi. Ecco, mi ha proprio anticipato, si diceva insomma ieri, anche il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi diceva i ricoveri stanno diminuendo, ma preoccupa la situazione nelle scuole, ci sono parecchi positivi nelle classi, situazione che va ovviamente monitorata costantemente dall'USL 2 Trevigiana. Quindi insomma dicono, alla fine insomma non sono ristoranti e bar. Fra l'altro ricordiamo che oltre ai bar e ristoranti, lo vorrei ricordare perché sennò sembra che magari ci dimentichiamo di altre attività, che ci sono attività, musei, attività ricreative, palestre, centri sportivi che sono ancora tuttora chiusi e loro non hanno proprio mai riaperto, per cui insomma situazione ancora più drammatica da questo punto di vista. Esattamente, ci sono moltissime altre attività e sembra che anche per loro comunque dopo un paio di settimane sia prevista un'apertura, quindi per metà maggio dovremmo tornare quasi all'apertura completa e le limitazioni potrebbero cadere le ultime settimane di maggio, al massimo inizio giugno, quindi si prevede poi da giugno un'estate addirittura ci hanno detto meglio di quella scorsa dal punto di vista dei permessi e delle limitazioni che dovrebbero cadere completamente. Ecco, si parla anche poi di un anticipo, diciamo, anzi di un posticipo del coprifuoco, e questo sarebbe importante anche per voi. Soprattutto perché andiamo verso la bella stagione, andiamo verso il caldo e ricordiamoci che col caldo difficilmente la gente esce da mezzogiorno alle 18, quindi poter allungare l'apertura di tutte le attività dai negozi appunto alle palestre fino ad arrivare ai bar e ristoranti permetterebbe alla gente di uscire quando le ore sono un po' più fresche e quindi stare in tranquillità dalle 18 in poi. Ecco, mi fermerei solo un attimo con Andrea, vedo al telefono già c'è la telefonata con la dottoressa Michela Romagnoli, che è il primario di pneumologia dell'ospedale Cafoncello. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Mi dispiace, stiamo cercando ancora di fare il collegamento con Skype, ma non siamo ancora riusciti per problemi un po' tecnici interni. Sì. Ecco, dottoressa, insomma, l'età continua ad abbassarsi, l'età dei ricoveri, soprattutto lì in pneumologia, comunque in ospedale, per quanto riguarda i malati Covid? Sì, diciamo che in questa terza ondata abbiamo assistito a un significativo calo dell'età media dei pazienti, quindi adesso diciamo che abbiamo una media dei 55-60 anni, insomma, circa come media. Quindi abbiamo pazienti che sono anche sui 40 anni, 45 fino ai 60-65 anni. Ecco, gli anziani sono molto molto più rari in questo momento. Questo, dottoressa, perché ovviamente gli anziani, insomma, per fortuna molti anziani hanno già ricevuto il vaccino, per cui
la situazione è migliorata da questo punto di vista? Assolutamente, abbiamo visto una netta riduzione, se non addirittura proprio scomparsa, degli anziani per esempio dalle case di riposo, non ce ne sono assolutamente più, e quindi vuol dire che chiaramente la vaccinazione ha fatto l'effetto desiderato, insomma, quindi sono rarissime adesso sugli anziani, ecco, sì. Senta, c'è un po' ancora la paura sui vaccini, soprattutto AstraZeneca, adesso anche Johnson Johnson. Se lei dovesse dare un consiglio, perché qualcuno dice ma che cosa devo aspettarmi, soprattutto chi ha già fatto la prima dose e deve fare la seconda dose. Sì, beh, allora io direi che sicuramente il nostro consiglio come medici e come sanitari è quello assolutamente di vaccinarsi in ogni caso. È chiaro che qui le situazioni si aggiornano di giorno in giorno, no? Quindi quello che è importante è rimanere aggiornati attraverso i media e capire un pochino qual è la situazione appunto delle vaccinazioni. Chiaramente verranno date delle indicazioni a livello per quanto riguarda la ULSS locale, ma poi a livello nazionale, su quello che sono le indicazioni dei vari vaccini. Quindi sicuramente chi ha avuto la prima vaccinazione avrà la seconda, e nel momento in cui sarà il tempo della seconda vaccinazione è chiaro che verranno date indicazioni su quale vaccino puoi fare, quale è indicato in quel momento, insomma. È una situazione evolvente, come avete visto, no? Quindi viene aggiornata praticamente quasi di giorno in giorno, secondo delle evidenze, secondo delle complicanze che sono osservate, quindi è una situazione in continuo divenire, per cui bisogna essere aggiornati e assolutamente comunque avere fiducia per quanto riguarda da parte della popolazione in quello che è il nostro sistema sanitario nazionale, che è un sistema sanitario assolutamente validissimo, e quindi adesso il mio messaggio è rassicurare la popolazione. Il primo messaggio è vaccinarsi comunque in ogni caso e attenendosi appunto alle indicazioni che vengono date dal nostro governo e dalla nostra struttura sanitaria. Ecco, a livello di dati per quanto riguarda i ricoveri. Sì. Allora, diciamo che per quanto riguarda la pneumologia, ovviamente io ho i dati della mia unità operativa, se vogliamo dare dei dati numerici. Nella prima ondata, quindi l'ondata che è cominciata il 7 marzo del 2020 e per noi è finita il 15 maggio del 2020, abbiamo avuto un centinaio di pazienti, 101 per quanto riguarda, proprio per essere precisi. E la seconda ondata che è iniziata il 10 ottobre, quindi dal 10 ottobre al 31 dicembre abbiamo avuto 245 ricoveri Covid, quindi grosso modo nello stesso periodo di tempo abbiamo avuto più del doppio dei ricoveri, e dal 1 di gennaio ad oggi abbiamo avuto altri 227 ricoveri, quindi in pratica negli ultimi 12 mesi abbiamo avuto 573 ricoveri Covid solo in pneumologia. Fate conto che in un anno normale, come può essere stato il 2019, il numero totale di vigenti nella vigenza ordinaria era di 382, quindi abbiamo ampiamente superato solo con i pazienti Covid il numero di ricoveri ordinari in un anno. Quindi numeri veramente molto molto significativi, purtroppo. Ecco, per chi dice, insomma, chi finisce in ospedale ha malattie pregresse, questo è una cosa che insomma ci è stata detta non è vera, purtroppo in rianimazione o in pneumologia non vanno solo quelli che hanno malattie pregresse. Beh, allora diciamo che nella maggior parte dei casi sì, la maggior parte dei pazienti che noi abbiamo avuto avevano i classici fattori di rischio, che quindi sono il diabete, l'insufficienza renale cronica, anche l'obesità e soprattutto l'età. Ma abbiamo avuto, soprattutto in questa nuova terza ondata, abbiamo avuto anche numerosi pazienti giovani, come dicevo prima, che praticamente non avevano delle comorbidità significative. Quindi il messaggio è comunque fare tanta attenzione, perché non sono solamente le persone già con comorbidità presenti, ma sono anche le persone sane che possono quindi ammalarsi e sviluppare delle forme gravi, perché da noi di fatto arrivano le forme gravi con la polmonite e con l'insufficienza respiratoria grave, insomma. Ecco, ieri avevamo sentito anche il direttore generale, ci diceva preoccupa la situazione delle scuole perché insomma ci sono parecchi contagi ed è da poco che è iniziata fra l'altro la scuola. Sì, di fatto. Il problema esiste, è chiaro che
più si aprono scuole, negozi eccetera, più c'è una maggior probabilità, no, di contagio. Su questo è abbastanza logico e provato, insomma, dalle evidenze. Quindi la raccomandazione è sempre comunque alla popolazione di osservare quelle che sono le misure di prevenzione, e quindi sempre la mascherina, evitare i contatti ravvicinati, evitare assolutamente gli assembramenti, perché purtroppo non è finita. Cioè noi abbiamo ancora 2 reparti di pneumologia aperti, e quindi insomma la cosa sta un pochino calando, ma siamo ancora tanto impegnati, tanto. Dottoressa, la ringrazio, grazie davvero, grazie per averci dato queste informazioni, grazie davvero e buon lavoro. Niente. Grazie anche a voi, arrivederci. 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 Non è passata, questo è indubbio, insomma, ribadiamo più volte nel corso delle nostre dirette che vanno rispettate le regole per evitare poi di ritornare indietro, anche se le vaccinazioni continuano. Comunque ancora molta strada c'è da fare per arrivare all'immunità, come si dice, di gregge, per cui bisogna sempre mantenere le distanze, gli assembramenti, e non si può tornare indietro, giusto Andrea? No, assolutamente, diciamo che comunque l'emergenza c'è ancora e i numeri giornalieri lo confermano. Il problema appunto è che ormai anche l'emergenza economica appunto è importante, bisogna iniziare a pensare anche a quella e quindi prevedere comunque un piano di riapertura che sia basato su tutto quello che noi abbiamo già investito per mettere in sicurezza le nostre attività. Le cose possono andare di pari passo, bisogna cominciare anche a convivere col virus, mantenendo però ognuno in propria coscienza tutto quello che serve come dispositivi di sicurezza, distanziamento e altro. Anche perché appunto, come dicevi giustamente prima, tornare indietro a ottobre vorrebbe dire veramente avere ormai zero possibilità di pensare al 2022. È una delle domande onestamente che abbiamo fatto anche al sottosegretario Durigon, quale sarebbe stato il piano B qualora i vaccini non fossero sufficienti a ottobre, ed è la risposta peggiore che abbiamo ricevuto in tutte quante le 2 giornate di Roma, ovvero non c'è un piano B in questo momento al governo qualora i vaccini non bastassero. Quindi è fondamentale essere bravi noi a non far sì che il virus ridilaghi in ottobre, e a quel punto bisogna anche un po' sperare che la situazione migliori e che i vaccini riescano ad arrivare in maniera copiosa, che certo, possiamo anche noi cominciare a produrli, finalmente a utilizzare i vaccini che produciamo. Anche Durigon ci diceva che comunque ha lavorato anche in Pfizer per un bel periodo, ha detto che dovrebbe essere ormai verso ottobre-novembre dovrebbe essere possibile produrre e utilizzare i vaccini che produrremo in Italia, quindi con questo insieme di cose potremo uscirne veramente, perché appunto uscirne certo, per poi ricaderci diventerebbe deleterio. Ecco, fra l'altro sui vaccini la notizia è che il Veneto ha raggiunto il 7% di immunizzazione della popolazione, con 343.552 persone che hanno completato il richiamo. Lo evidenzia quindi il bollettino regionale proprio aggiornato alla mezzanotte. Il totale delle dosi somministrate è di 1.223.617, pari all'87,7% delle forniture disponibili. Le prime dosi sono 880.065, pari al 18% della popolazione. L'86% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Nella giornata di ieri sono state effettuate 16.356 iniezioni, di cui 9.730 prime dosi e 6.626 richiami. Si continua ovviamente a vaccinare, si spera insomma a continuare a vaccinare tutti i giorni, sempre nella speranza che arrivino poi le dosi. Abbiamo visto dei ritardi. Alcuni ristoratori, Andrea, ci dicevano aspettiamo proprio la riapertura vera, perché alcuni dice non vogliamo più riaprire, trovarci a riacquistare alimenti, bevande e poi doverci trovare magari con un'altra situazione similare, insomma, avuta anche nel passato, e ci dicono no, chiudete ancora. Dice c'è proprio una sfiducia in questo. La sfiducia il governo se l'è meritata in questi 13 mesi di gestione, l'abbiamo sempre detto, eravamo tutti quanti partiti a marzo 2020 chiudendoci da soli e cercando di riporre la nostra fiducia e la nostra speranza nelle operazioni del governo, e poi man mano con i vari provvedimenti hanno perso tutto l'appoggio che potevano avere dai nostri settori. Sicuramente una riapertura adesso, che sia in zona gialla o che sia generale, sarà una riapertura abbastanza duratura. Questa è una garanzia che ci è arrivata dai diversi incontri a cui abbiamo partecipato.
perché comunque le fasce e i colori dovrebbero essere tolti appunto tra maggio e giugno per una riapertura ormai generalizzata in estate. Quindi da questo punto di vista posso dare abbastanza serenità ai colleghi. Ovviamente poi guardando anche il caso Sardegna viene un po' di angoscia, perché passare da bianco in rosso in 3 settimane ovviamente viene un po' di angoscia. Infatti l'unica maniera, ripeto, è quella di bypassare il sistema dei colori. E soprattutto rispettare le regole, perché se si rispettano le regole probabilmente i contagi non sono così Però diciamo importanti. che stabilire un piano di riaperture Certo. che sia legato ad altri aspetti e non più al passaggio settimanale ci permette di pianificare il lavoro e quindi di poter investire meglio le nostre poche risorse che ci sono rimaste. Ecco, si parla di ristori. Ci sono delle novità, ne avete? Allora, eravamo lì proprio per questo, perché eravamo lì per dare il nostro parere tecnico, come abbiamo chiesto in questo anno, finalmente ce l'hanno concesso, a chi poi andrà a scrivere il decreto sostegni, il decreto imprese che definirà i nuovi ristori. La cosa che ormai è chiara a tutti è che le casse dello Stato sono vuote, di conseguenza questo scostamento di bilancio sarà comunque in parte più copioso dell'ultimo, ma probabilmente sarà anche uno degli ultimi scostamenti che lo Stato potrà permettersi. Si parla di circa 40 miliardi. La cosa positiva è che in questi 40 miliardi non ci sarà la parte destinata all'acquisto dei vaccini come è successo a gennaio, non ci sarà la parte destinata agli straordinari per le forze dell'ordine, per le manifestazioni come è successo a gennaio, e quindi rimarranno comunque più fondi a disposizione per le aziende. Si parla di circa 15 miliardi per l'iniezione diretta nelle aziende, quindi per altri sostegni, e soprattutto, che è una cosa che chiedevamo ormai da mesi, ci saranno circa 10-15 miliardi per l'abbattimento dei costi fissi, quindi torneremo ad avere l'abbattimento degli oneri di sistema nelle bollette delle utenze. Finalmente avremo un fondo affitti che permetterà ai locatori che sconteranno parte dell'affitto ai propri conduttori di avere poi la differenza pagata direttamente dallo Stato, bypassando probabilmente appunto il metodo del credito d'imposta, che è difficile da gestire per chi non produce reddito in questo momento. E poi ci sarà una serie di provvedimenti che comunque inizieranno finalmente a dare dei sostegni anche alle aziende, le newco, le aziende che hanno aperto da poco, alle aziende esodate, che sono quelle aziende che ad aprile 2020 non erano operativi, magari perché stavano ristrutturando o comunque per scelte avevano chiuso quel mese là per farsi le ferie e quindi non avevano ad oggi potuto ricevere ristori. E abbiamo noi magari fatto notare anche altre 2 o 3 casistiche, in particolare le partite IVA che a maggio 2020 con la ripartenza hanno acquistato anche altre attività, aumentando il fatturato seppur in realtà diviso in più attività e quindi non avendo diritto a nessun ristoro. E diciamo che in un modo o nell'altro dovremmo riuscire a coprire più o meno tutto quello che abbiamo speso da gennaio ad aprile 2021 e quindi si riuscirebbe appunto ad avere un po' di forza per ricominciare. Ulteriore forza dovrebbe essere data, e ce l'ha detto qui l'onorevole Villarosa, da un nuovo fondo garantito dallo Stato, da un nuovo prestito garantito dallo Stato, che questa volta si tratterà di circa 100.000 euro ad azienda, molto simile ai fondi di guerra, ai prestiti di guerra, attraverso il medio credito centrale ovviamente, di cui poi parte sarà a fondo perduto e il restante sarà ammortizzabile in 30 anni, quindi con una rata veramente irrisoria. In questa maniera si riesce a dare liquidità alle aziende anche per ripartire, visto che la liquidità a fondo perduto completa non c'è, almeno così parte a fondo perduto e parte restituibile in 30 anni, riusciamo insomma ad avere un piccolo tesoretto da investire per la ripartenza. Ecco, qualcuno si domanda, riaperture, insomma si spera che sia anche per fine aprile, molti dicono insomma manca davvero la possibilità di uscire anche solo per andare a mangiare in famiglia qualcosa, e qualcuno dice ma si riaprirà pranzo, si aprirà anche la cena, ci sarà questa possibilità oppure si tornerà un po' a singhiozzo come è stata? Voi avete avuto qualche rassicurazione da questo punto di vista? Diciamo che prima che andassimo a Roma, prima che ci fossero le manifestazioni di inizio aprile, la bozza che girava era quella addirittura di un'apertura ridotta fino alle 16, solo all'esterno, solo col contante, con la moneta elettronica. Le manifestazioni violente e non violente, con le infiltrazioni sbagliatissime da cui comunque abbiamo le distanze, hanno comunque
fatto da motore per arrivare a una riapertura un po' più dignitosa per le nostre attività, quindi probabilmente si arriverà a un'apertura prolungata, almeno fino alle 18, e probabilmente anche la cena. Inizialmente, da quello che ci hanno spiegato, sarà una cena comunque col coprifuoco, per poi arrivare appunto a metà maggio a togliere anche il coprifuoco e quindi tornare a un'apertura appunto più normale. Ecco, allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo a parlare con Andrea. Pubblicità. Rieccoci nuovamente in diretta, siamo in studio sempre con Andrea, stiamo parlando di riaperture, insomma ormai più che una speranza sembra quasi una certezza, si riaprirà probabilmente da maggio, si spera qualcosa prima, si sta pensando, si sta organizzando anche un calendario per le riaperture anche di altre attività che sono rimaste chiuse, lo ricordiamo, e tante attività che sono rimaste chiuse e non sono state più riaperte, tipo le palestre e i centri sportivi. Sconti. Vi è arrivato insomma qualche sconto anche da parte di Contarina? Sì, diciamo che gli sconti chiesti a Contarina per il primo lockdown, quindi parliamo di marzo-maggio 2020, sono stati finalmente applicate le fatture di conguaglio di aprile 2021. E siamo onestamente rimasti basiti perché in negativo, suppongo. In negativo, perché la maggior parte delle aziende ha ricevuto sconti tra i 4 e i 20 euro per 3 mesi di chiusura. La mia azienda nello specifico, che però ha utenza Contarina da circa 7-8 mila euro all'anno, è arrivata addirittura a 200 euro di sconto. Ovviamente per 3 mesi di chiusura dove non abbiamo completamente prodotto rifiuti e soprattutto per un periodo poi successivo in cui comunque il fatturato è ridotto ed è dimostrabile che è stato ridotto e quindi anche l'utilizzo dell'asporto rifiuti è stato ridotto. Noi abbiamo ovviamente subito parlato della cosa con l'Anci Veneto, con il sindaco Mario Conte e abbiamo chiesto immediatamente un incontro con il direttore generale di Contarina SPA. Abbiamo chiesto già un paio di settimane fa ormai, mi hanno comunicato martedì mentre ero a Roma che avevano preso in nota della richiesta di appuntamento e speravano di riuscire a darcelo, ma non era sicura la cosa. Noi siamo abituati a trattare, ma siamo abituati anche a scendere in piazza, quindi qualora non arrivasse un appuntamento e un confronto su questa cosa qua, non escludo che saranno azioni anche contro Contarina in questo momento. Ecco, parliamo di questo. Io volevo far vedere che si sta preparando la conferenza stampa del Presidente Zaia fra qualche minuto. Probabilmente si parlerà proprio anche di riaperture, se non di vaccinazioni, vaccini, dosi che dovrebbero arrivare. Quindi qualche minuto per la conferenza stampa. E Andrea, dicevi scenderemo in piazza, che cos'è che chiedete voi a Contarina? Noi la prima cosa che chiediamo è che le fatture del 2020 post lockdown possano essere pagate anche in tempi successivi senza però degli oneri e degli interessi di mora, perché ovviamente sono state tardate perché non potevamo lavorare. Almeno per quei codici Ateco che erano effettivamente limitati o limitati in maniera riflessa. E poi chiediamo ovviamente che venga considerata una scontistica non solo per i giorni di chiusura totali, ma anche per le limitazioni all'orario, quindi appunto la ristorazione che deve chiudere alle 18 non poteva segnare quei giorni là come giorni in cui non ha utilizzato il servizio, nonostante magari alla sera ci sia la maggior parte della produzione del rifiuto. E poi capire come mai questi sconti con cui si erano tanto fatti grandi nei mesi precedenti adesso sono arrivati e sono veramente dai 4 ai 20 euro, che facciamo più bella figura probabilmente a non concederceli. Ecco, lei diceva, insomma, noi siamo abituati a trovare un accordo possibilmente, ma siamo anche abituati a scendere in piazza, cosa che è stata fatta insomma, le settimane scorse, proprio perché insomma, non solo la rabbia, ma proprio l'esasperazione di vedere le proprie attività ormai in una situazione veramente disastrosa vi ha portato a questo. Siete sempre pronti, anche se, lo ricordiamo, eravate i primi che dicevano, scusate perché ogni tanto guardo se entra il Presidente, eravate i primi a dire, insomma, dobbiamo rispettare le regole, dobbiamo aspettare, quindi voglio dire, non siete persone che comunque scendono in piazza senza un motivo valido, esatto. Insomma. Noi ecco. cerchiamo sempre la piazza per avere poi un confronto dopo e poter portare le nostre proposte. E dice che questo sarebbe l'unico mezzo per far sentire le proprie ragioni? Se l'appuntamento non ce lo danno in maniera formale così come l'abbiamo chiesto, dovremo farci vedere, farci conoscere e la piazza a questo punto è la cosa più efficace. Anche l'altro giorno noi a Roma siamo comunque scesi in piazza il lunedì, al 12 di aprile, poi ovviamente appena abbiamo visto che la cosa degenerava e che non c'erano più imprenditori in piazza, ce ne siamo
ce ne siamo anche usciti, perché non è quello, le bombe carta non sono il nostro metodo di Certo. protesta, però è giusto che chi ci governa, chi amministra la società da cui poi dipendiamo, vedano qual è la reale esasperazione degli imprenditori italiani, che ormai veramente non hanno più nulla da perdere, perché se un imprenditore è disposto a bloccare un'autostrada rischiando da 1 a 6 anni, vuol dire che ormai non ha più nulla da perdere, deve essere ascoltato, ma soprattutto deve essere poi ristorato e messo in condizione di poter ricominciare la propria attività. Ecco, sulle riaperture c'era un po' non polemica, ma la discussione sul fatto che magari si riapre, c'è la paura degli assembramenti magari all'esterno dei bar, ma questo insomma non per dire che nei bar sono tutti sempre così, però lo spritz, cioè diciamo più la possibilità, ecco, di trovare, insomma, di arrivare a questi assembramenti. E lei diceva prima, ci vogliono comunque delle regole ben chiare, in modo che questo non accada, perché poi comunque si ripercuote su tutto il mondo poi della ristorazione. Anche perché giustamente dopo 4 mesi chiusi in casa c'è anche la voglia della convivialità. Certo. Però se già si iniziasse a ragionare, così come alcuni comuni, tra cui quello di Treviso, ha fatto, su una COSAP agevolata o gratuita per tutto l'anno, sulla possibilità di ampliare lo spazio di suolo pubblico utilizzabile, si può a quel punto valutare anche l'ipotesi di un'obbligatorietà di consumare solo da seduti. In questa maniera si manterrebbero le distanze, non sarebbero gli assembramenti davanti ai locali, anche i locali più piccoli che normalmente non hanno posti a sedere potrebbero godere di una deroga per avere dei tavoli fuori. In questa maniera si ripartirebbe tutti quanti in sicurezza e soprattutto con la sicurezza di non creare rischio e quindi possibili nuove chiusure. Anche perché, lo ricordiamo, stiamo andando verso la bella stagione, quindi esatto. Insomma, la possibilità di poter avere i piatti teatici sono sicuramente, diciamo, l'obiettivo per evitare poi quello che è accaduto purtroppo quando è stato riaperto, anche se a singhiozzo. Se c'è la volontà degli enti di metterci in condizioni di avere plateatici, questo è un appello comunque che lanciate a tutti i comuni, non solo a Treviso. Assolutamente. Se arrivasse addirittura dal governo sarebbe ancora più facile, perché così il comune sa di poter poi ricevere un indennizzo per quello che perderà dalle tasse del suolo pubblico, e in quella maniera potrà comunque investire poi del denaro per la città in futuro senza avere solamente una perdita di esercizio. Ecco, ricordiamo anche che proprio poco fa dovrebbe esserci stata una riunione tra le regioni per approvare delle linee guida proprio sulle riaperture delle prossime settimane, e non solo, ma anche il riparto dei fondo sanitario e del fondo per la montagna. Dunque, quindi insomma, in un calderone c'è veramente di tutto. Fondo della montagna c'è un altro grosso problema che abbiamo evidenziato a Roma, sia a Durigone che a Villarosa, che riguarda solamente i comprensori sciistici. Quindi ad esempio l'altopiano di Asiago non è considerato nel fondo montagna, però abbiamo fatto notare questo errore, non lo sapevano, hanno detto che ci metteranno mano, e quindi a breve anche i comprensori di Asiago o i comuni non di comprensori sciistici veri e propri potranno usufruire del fondo montagna, che però ci hanno detto arriverà non prima di settembre. Ecco, dovrebbe iniziare adesso la conferenza stampa di tutto questo anno e mezzo di aperture a singhiozzo, chiusure, di felicità per le aperture e di disperazione poi per la chiusura. Che cosa vi rimane? Ci rimane probabilmente l'unica cosa positiva che possiamo trovare è aver avuto la forza di fare gruppo e di riuscire a lottare assieme, come la piccola imprenditoria italiana non aveva mai fatto fino ad oggi, per ottenere dei diritti, e questo sicuramente servirà anche in futuro per poter pianificare insieme ai comuni e insieme alle regioni dei piani che permettano ai nostri territori di valorizzarsi, perché Venezia è la città più bella del mondo, ma il Veneto non è solo Venezia, quindi è giusto poter valorizzare tutti gli altri comuni e le altre province del Veneto, e assieme in questa maniera, con i tavoli in cui siamo riusciti a entrare, i distretti del commercio, tavoli con l'assessore Caner, siamo in grado poi nel futuro di rilanciare assieme il nostro territorio e le nostre attività. Se invece pensasse a Roma, che cosa è mancato secondo lei da parte del governo nei vostri confronti? Un confronto con noi, perché purtroppo ha sempre cercato il confronto in Confcommercio, Confesercenti, in quelle associazioni più grandi, che però poi si sono messe a tutelare solamente la grande distribuzione e non hanno mai pensato alle piccole imprese come la nostra. E quando era il momento di manifestare si sono sempre tirati indietro, hanno fatto l'unica manifestazione l'altro giorno, è stata una manifestazione online di Confesercenti e un'assemblea a cielo aperto a Piazza San Silvestro Ascom, che mi sembrava più una passerella tipo quella che hanno fatto in Piazza di Spagna, non per manifestare per le imprese. Di conseguenza a Roma finalmente ha capito che gli interlocutori ci sono, e sono le imprese e non i dirigenti che stanno a capo dell'associazione di categoria, ma che poco hanno a che fare con le imprese che rappresentano. Ecco, fra l'altro vogliamo ricordare che purtroppo ci sono aziende che hanno chiuso,
chiuso e che insomma noi abbiamo avuto qua anche dei ristoratori che dicevano noi abbiamo chiuso e non riapriamo, almeno per il momento non riapriamo. Ma infatti noi anche per questo abbiamo finalmente ultimato la prima bozza di una legge straordinaria fallimentare insieme allo studio commercialistico Menoncello e all'avvocato Sardena. Abbiamo presentato già a Roma e l'onorevole Villarosa ha detto che prende in carico di cercare di portarla avanti per ottenerla, perché purtroppo molte aziende non ce l'hanno fatta e non ce la faranno, e in questa maniera devono essere tutelati gli imprenditori che stanno dentro l'impresa, quindi dopo aver saldato giustamente i debiti, come è giusto che avvenga, però comunque che l'imprenditore possa vivere anche gli anni a seguire in maniera dignitosa e felice. Come Veneto Imprese Unite avete qualche dato a livello provinciale di Treviso, comunque, o a livello anche regionale di quante aziende, quante attività più o meno? Insomma, ormai siamo quasi al 30% a livello regionale di chiusure. È un numero importante, è un 30%. numero importantissimo, perché purtroppo era il numero che avevamo stimato e che speravamo di riuscire a scongiurare con molti interventi. L'avevamo già stimato l'anno scorso e purtroppo si è verificato. Un'eventuale posticipazione delle aperture renderebbe questo numero molto più vicino al 50%, perché molte stanno tirando avanti con l'ultima speranza dell'ultimo decreto imprese. Qualora non arrivasse in tempo o non fosse sostanzioso, tante altre aziende ci hanno già detto che sarebbero pronte a chiudere. E qui parliamo, insomma, 50% è un numero davvero impressionante, la metà. Soprattutto perché alla lunga graverà su tutti quelli che non sono stati considerati adesso dalle varie restrizioni, perché ovviamente sono poi le nostre tasse, i nostri contributi che vanno ad alimentare la potenza pubblica per investire poi sul territorio, quindi si rischia poi a cascata di avere ripercussioni sugli stipendi statali, sulle pensioni, sui soldi da investire appunto per il rifacimento delle strade, tutta quella che è la gestione pubblica. Ecco, io sto continuando a controllare, monitorare ecco, lo vedete, dovrebbe iniziare, sono già un po' in ritardo, dovrebbero iniziare fra poco la conferenza stampa del Presidente Zaia. Sentiremo anche se ha parlato oggi proprio di riaperture, quali sono le novità. Domani, lo ricordiamo, invece il governo dovrà fare un calendario, programmare un calendario per le riaperture da questo punto di vista da maggio. La speranza però è che vista la stagione si possa anche riaprire un po' prima, a fine maggio, come ci ha detto Andrea, anche perché ormai posticipare, come ci diceva, diventa davvero una situazione ancora più grave, perché molti probabilmente non riapriranno. Ci sono persone, ci sono ristoratori che non hanno proprio riaperto nell'ultimo periodo, anche quando si poteva insomma a singhiozzo riaprire l'attività, proprio perché diceva, insomma, l'apertura, ci diceva Andrea, questo ce lo puoi confermare, l'apertura insomma era più onerosa che alla fine. Certo, e poi abbiamo anche tutte le filiere degli eventi, che ricordiamoci che non si fanno eventi ormai da 12 mesi e hanno ricevuto solamente un ristoro in questi 12 mesi. L'altro giorno parlavamo con associati del mondo del turismo che hanno perso il 97% dell'indotto e magari per un problema di codice Ateco anche loro non potevano entrare in graduatoria. I trasporti turistici, che per fortuna è stato adesso un bando regionale, perché altrimenti anche loro hanno reinvestito, magari si sono reinventati con i trasporti scolastici, ma hanno coperto se no il 50% del fatturato ordinario. Quindi sono tante filiere di cui troppo spesso non si parla, che però sono ferme probabilmente anche più della ristorazione e che hanno bisogno di ripartire. L'altro giorno appunto si diceva che il turismo finalmente potrebbe ripartire a giugno, speriamo che sia una cosa confermata, perché darebbe ad albergatori, trasportatori turistici, agenzie di viaggio sicuramente una spinta per poter anche loro poter vedere con un po' più di speranza il futuro. Infatti il comparto turistico è un altro comparto che è veramente in ginocchio. La speranza è davvero che riprenda, perché ci sono insomma tutte le città che vivono di turismo, parliamo di Venezia ma anche Treviso, ma lo stesso l'abbiamo sentito anche dai sindaci di Montegrotto e di Abano, insomma terme che per il momento sono ferme, albergatori e ristoratori che sono bloccati, sempre con la speranza di poter riaprire. Le prenotazioni in realtà, ci aveva anche spiegato il sindaco di Montegrotto, le prenotazioni cominciano in maniera timida ad affacciarsi, proprio perché c'è la volontà di riprendere, però ovviamente si sta tutti alla finestra in attesa di capire che cosa accadrà, anche poi per il discorso degli stranieri che vengono in Italia, che cosa accadrà con il discorso vaccinazioni o eventuali quarantene. Perché le prenotazioni ricevute oggi possono diventare un ulteriore problema qualora si dovesse chiudere, perché non tutti i clienti poi accetterebbero un voucher, bisognerebbe andare a fare un cashback. Quindi è un problema ulteriore questo per voi. Esatto, ed è già successo appunto a maggio dell'anno scorso,
Però magari adesso quando ti pagano in anticipo una camera i soldi li usi perché devi pagare una bolletta, se no ti staccano la corrente, quindi sei obbligato a usarli subito, non puoi aspettare che venga erogato effettivamente il servizio per cui hanno pagato. E quindi poi se devi fare un cashback della prenotazione, molte aziende sono state messe in difficoltà l'estate scorsa proprio in questa maniera qua, quindi serve certezza e una pianificazione che sia quella e che rimanga così. Ecco, appunto ci diceva serve una pianificazione, anche perché, come ci è stato spiegato anche dagli albergatori, non è che si dice riaprite domani e si può riaprire domani, perché c'è tutta una cosa da organizzare per la riapertura, non è che i locali aprono dall'oggi a domani, insomma. No, esattamente, basti pensare agli operatori della montagna che hanno lavorato per un mese per riaprire gli impianti e poi gli è stato detto invece di tenerli chiusi 24 ore prima. Non siamo interruttori, come si dice troppo spesso in questo periodo, serve comunque del tempo, e più è grande la struttura, penso appunto agli alberghi, ai comprensori o agli stabilimenti balneari, più serve tempo per mettere in moto tutta quella macchina. Già in questi giorni che si parla di una possibile riapertura di alcune attività al 19, e oggi che siamo giovedì ancora non lo sappiamo, è lo stesso problema che avevamo prima col governo Conte. Su questo è una cosa in cui c'ha deluso Draghi. Lui, uno dei primi appelli che aveva fatto era quello di velocizzare le decisioni in modo da darci più tempo per poter poi programmare le riaperture, quindi addirittura certe volte aveva detto di decidere il lunedì per il lunedì dopo chi apriva e chi non apriva. Invece alla fine si decide sempre comunque il venerdì e il sabato per il lunedì, e la pianificazione anche con lui non anche è stata perché volevo possibile. ricordare, voi quando aprite dovete comunque fare gli ordini, dovete attendere che vi arrivi la roba, cioè non è una cosa e le consegne il sabato e la domenica non sono scontate. No, I dipendenti devono organizzarsi per essere chiamati a lavoro, c'è un tempo tecnico di preavviso per la chiamata a lavoro, c'è una serie di operazioni da dover svolgere che di sabato e domenica sono materialmente difficili da compiere, anche semplicemente le comunicazioni all'INPS, all'INAIL per le chiamate di lavoratori o altro. Per me magari che sono un po' più giovane è facile, la posso fare telematica, ma un imprenditore che ha una certa età e che è abituato ancora a chiamare l'ufficio paghe, di sabato non può chiamare l'ufficio paghe per dirgli chiamami il lavoratore X o Y, e quindi questi tecnicismi purtroppo non vengono tenuti in considerazione, ma ci stiamo rendendo conto che non vengono tenuti in considerazione spesso perché non sono conosciuti, perché non hanno un confronto con noi. Su certe cose cadono veramente dalle nuvole. Ed è la cosa che ci diceva prima, abbiamo bisogno di parlare noi direttamente, esatto, confrontarci per far capire quali sono le nostre problematiche. Esattamente. I clienti, noi siamo sempre in attesa di vedere il presidente Zaia che si siede nella postazione dell'unità di crisi di Marghera. I clienti, insomma, cosa vi chiedono? Perché poi insomma la gente proprio si vede, c'è la volontà, la voglia di riprendere un po' la vita normale. I clienti ormai sono più esasperati di noi, hanno necessità di potersi muovere liberamente, di poter andare a trovare gli amici, potersi trovare con l'amica a bere un caffè, e quindi ormai sono lì che ci sostengono anche moralmente, chiedendoci di tenere duro, perché appunto c'è la volontà di aprire anche per loro. Purtroppo questo è un altro grosso problema, il problema sociale che si sta generando per la difficoltà, proprio mette in crisi molte persone a livello mentale, queste limitazioni mettono in crisi molte persone a livello mentale, e a volte anche la chiacchiera che potevano fare al bar, quei 2 minuti del caffè, gli aiutava magari anche a sfogare lo stress della giornata. Adesso dover ridurre l'arrivo al bar in ti consegno il caffè e allontanati, se no prendi la multa, non gli dà modo magari anche di avere quella parola di conforto che molto spesso poteva essere fondamentale. E secondo lei l'asporto, quello insomma, che molti hanno tenuto proprio stretto per cercare di arginare insomma, i danni della chiusura, in qualche maniera ha un po' fatto Allora, quelle realtà che erano fortunate di essere vicini a uffici grossi o a centri comunque dove c'era un impiego importante di gente che continuava a lavorare anche per il periodo di rosso e di arancione, hanno sicuramente dato un aiuto. In molti casi è stato dannoso invece perché ha fatto passare il 30% della perdita di fatturato, lo scaglione del 30%, e quindi non ha dato diritto al ristoro dell'ultimo indennizzo. Quindi in realtà chi voleva, cioè chi ha provato a farlo per sopravvivere, esatto, e non gli è bastato per sopravvivere, sperava comunque nell'indennizzo che doveva arrivare, nel sostegno che doveva arrivare, e magari proprio con l'importo dell'asporto, perché a volte si tratta di un 1% di differenza, non è neanche rientrato nel nuovo decreto sostegni, e quindi ha fatto più danni che aiuti l'asporto per molte realtà, purtroppo, perché veramente a volte si tratta di differenze di 1.000 euro su un fatturato di 400 per essere dentro o fuori dalla possibilità di avere il sostegno. Sono sempre in attesa di vedere il presidente Zaia, che è leggermente in ritardo
nel suo calendario della conferenza stampa delle 12:30, e quindi rimanete con noi perché dovrebbe arrivare ormai a momenti, vediamo insomma che tutto è pronto, sentiremo anche quali sono le novità, probabilmente è proprio in videoconferenza, lo dicevamo prima, proprio per parlare con gli altri presidenti della regione proprio sulle riaperture, e trovare insomma una linea comune per tutti, insomma, sulle riaperture proprio degli albergatori e dei ristoratori, e come dicevamo prima successivamente poi dovrebbero riaprire anche le altre attività. Mettiamo sempre il condizionale perché poi di solito c'è un'evoluzione, Andrea, sempre dell'ultimo momento, per cui noi mettiamo sempre il condizionale. Ogni discorso che facevamo con l'onorevole deputato di turno finiva dicendo che questi saranno gli emendamenti che presenteranno, poi devono comunque passare in Parlamento o dal ministro competente, quindi comunque l'emendamento che viene proposto non è sempre quello che viene poi accettato, quindi il condizionale purtroppo è sempre d'obbligo in questo periodo. Avete un po' il timore che qualcosa possa cambiare all'ultimo secondo, perché insomma siete stati un po' i più penalizzati, ripeto, più voi nel fatto di riapertura a singhiozzo, per cui che ha creato più danni che in realtà... ripeto, basta guardare la bozza di questa apertura che è già cambiata 4 volte negli ultimi 10 giorni. Inizialmente addirittura volevano rendere più restrittive le limitazioni, fino ad essere arrivati agli ultimi lanci di queste 24 ore in cui invece si chiede una maggiore apertura anche da parte di Draghi. Diciamo che la vera discriminante per noi sarebbe quella di veder cadere Speranza. Nel momento in cui Speranza venisse destituito dal suo ruolo, sicuramente sarebbe molto più facile per noi poter trovare delle aperture oneste e comunque sensate, perché comunque, ripeto, siamo in grado di mantenere la sicurezza delle nostre attività. Probabilmente l'unica cosa di cui non riesce a tener conto il ministro è questo, quindi probabilmente avere qualcun altro al suo posto ci permetterebbe di avere un dialogo più costruttivo anche in questo senso, e quindi ci permetterebbe di avere più tranquillità poi per le riaperture. Ecco, fra le notizie insomma che sono apparse nelle ultime ore, negli ultimi giorni, era quella proprio di un posticipo del coprifuoco, che sarebbe importantissimo per le attività che ripartirebbero fra poco. Non si sa ancora se un posticipo di 1 ora, di 2 ore sarebbe importante per i ristoratori, per dare la possibilità alla gente di poter cenare, come si diceva prima, e poter andare a casa con tranquillità. Io vedo che c'è qualche movimento e c'è l'assessore Lanzarini, mi sembra di vedere, quindi la linea unità di crisi. Allora, buongiorno, scusate ma purtroppo c'è la conferenza delle regioni in atto e si stava proprio parlando di riaperture. Il Presidente è impegnato in un'altra video sulla Champions League, su un'altra, sì, Verona, esatto, e quindi c'è una presenza appunto del Presidente in questa, poi al limite Carlo dirà meglio, insomma non ho notizie, quindi ci siamo un po' alternati nelle conferenze, quindi siamo arrivati insomma in ritardo, però cerchiamo di recuperare. Con me c'è il dottor Toniolo di Azienda Zero, che dà anche alcuni poi riscontri rispetto il sequestro di mascherine e altre cose che ci sono state, insomma, che avete chiesto negli ultimi giorni. Allora, facciamo anche veloce così recuperiamo. Allora, bollettino, test tamponi molecolari 4.784.639, sono 18.138 in più nelle ultime 24 ore. Test rapidi invece 4.091.917 più 15.677 negli ultime 24 ore, e quindi il totale di tamponi in più rispetto alle ultime 24 ore sono 33.815. Prego. I positivi delle ultime 24 ore sono 1.085, che rapportati ai 33.815 tamponi che sono stati eseguiti ieri danno un'incidenza del 3,21%. Il numero dei positivi è 398.843, compresi chiaramente i 1.085 in più di ieri.
mentre le persone positive oggi, quello era il dato da inizio pandemia, quindi dal 21 di febbraio 2020, il dato dei positivi di oggi è di 28.332. Come vedete è un dato che è in continua discesa. Eravamo a numeri superiori ai 30.000, siamo oggi a 28.332. Il totale dei ricoveri è di 1950 per Covid, con un meno 63 rispetto a ieri. Quindi rispetto a ieri sono state dimesse 63 persone. Che le vediamo in questi due cartelli. 1684 l'area non critica, quindi meno 52 persone, 266, quindi meno 11 per quanto riguarda invece la terapia intensiva. Il dato complessivo dell'occupazione ad oggi delle terapie intensive tra persone Covid e persone non Covid, che quindi sono in terapia intensiva per altre patologie, è di 266 le persone che sono quindi in terapia intensiva per il Covid, 281 le altre persone che sono in terapia intensiva, e quindi oggi abbiamo un totale di 547 persone nelle terapie intensive del Veneto. Il totale dei morti è 11.041 più 23, quindi rispetto alle ultime 24 ore, e i dimessi sono 19.349 più 119, quindi 119 persone sono state dimesse sempre nelle ultime 24 ore. Allora, come vedete i numeri sono numeri che rispecchiano l'andamento che c'è nell'ultima settimana, soprattutto quello di occupazione ospedaliera, con quindi questo calo che ci fa ben sperare anche nei confronti delle terapie intensive, che vediamo insomma è un calo degli ultimi giorni continuativo, e quindi questo sicuramente denota che c'è una minore insomma incidenza rispetto appunto a numeri che avevamo invece 15-20 giorni fa, e questo sicuramente ci fa ben sperare. Continua la campagna vaccinale in parallelo. Ieri abbiamo vaccinato, trovo il bollettino perché non l'ho stampato, quindi aspettate un attimo, no ce li ho. Allora, ieri abbiamo vaccinato 16.356, abbiamo fatto 16.356 somministrazioni, e abbiamo raggiunto, per quanto riguarda la popolazione over 80, l'86%, quindi siamo all'86% per quanto riguarda la vaccinazione della popolazione over 80. È arrivato ieri i quantitativi di Pfizer che aspettavamo, e infatti a magazzino questa mattina abbiamo 172.123 dosi divisi tra i tre vaccini, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, perché appunto ieri è arrivata la consegna di Pfizer, e questa mattina prima mi hanno detto che sono arrivate le 13.000 dosi di AstraZeneca. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo già visto a metà mattinata, oggi ci sarà un numero di vaccinazioni molto superiore insomma ai dati che abbiamo visto negli ultimi 3 giorni, perché erano legate al fatto che non c'erano più vaccini e dovevano comunque mettere a magazzino i vaccini per le seconde dosi. Quindi rinizia con la consegna di ieri di Pfizer anche numeri più importanti che conoscevamo e abbiamo visto la settimana scorsa, i 25.000, insomma comunque numeri più importanti. Per questa settimana mi sembra che non sono previste ulteriori consegne, quindi con i 13.000
consegnati oggi di AstraZeneca, questa settimana si chiudono le consegne. Non mi risulta ci siano ancora notizie rispetto all'arrivo di Moderna, che abbiamo detto che è stato annunciato, ma non conosciamo quando arriva Moderna. Per quanto riguarda Johnson & Johnson invece voi sapete che era previsto l'arrivo, ma poi è arrivato a livello nazionale, ma al momento non è stato distribuito tra le regioni. Quindi è arrivato a livello nazionale ma non è stato distribuito tra le regioni, in attesa probabilmente di pronunciamenti diversi. Abbiamo fatto la riunione questa mattina, la consueta riunione con i direttori generali e abbiamo visto che ogni direttore generale si sta organizzando per la chiusura della target degli over 80, quindi stanno vaccinando proprio le ultime persone che rimangono. A noi, secondo i nostri dati, rimangono circa 50.000 over 80, all'interno dei quali ci sono quelli a domicilio che ogni USL sta facendo sia in maniera autonoma con le USCA sia anche attraverso i medici di medicina generale che si stanno organizzando e continueranno quindi al domicilio anche la settimana prossima. Ma ci sono anche delle persone, quindi le aziende stanno anche controllando comune per comune per verificare, perché ci sono anche degli over 80 che rinunciano in maniera volontaria al vaccino. Quindi è chiaro che non raggiungeremo mai la quota del 100%, ma ci sono anche, stanno raccogliendo anche quelle quindi indicazioni da parte di persone over 80 che rinunciano in maniera volontaria al vaccino, per capire quanto può pesare anche questa quota di persone che rinunciano al vaccino. Tutte le USL, dicevo, si stanno organizzando, la maggior parte hanno fatto degli accessi liberi durante il fine settimana per le ultime persone che sono rimaste fuori e che per 1000 motivi non sono state raggiunte dalla lettera, dalla telefonata, dall'SMS, oppure sono comunque scappati agli elenchi incrociati, e quindi mi sembra che quasi tutte le USL, oltre a quelle che hanno in programma, hanno anche previsto delle aperture ad accesso libero proprio per queste persone. Chiaramente con l'arrivo di Pfizer continua la vaccinazione sempre rispetto ai target che sono definiti da ordinanza del generale Figliuolo, quindi finiti gli over 80, fragili, super fragili, disabili, quindi tutta quella categoria, e continua in parallelo, anche perché è portata avanti da molti medici di medicina generale, la categoria 70-79. No, 70-79 con AstraZeneca, salvo persone che abbiano delle patologie tali per cui è previsto il vaccino RNA messaggero Pfizer o Moderna. Questo per quanto riguarda la campagna vaccinale. Voi sapete che domani c'è anche la famosa cabina di regia che si esprime rispetto ai parametri che vengono calcolati, i calcoli che abbiamo noi e che quindi aspetteremo come sempre la conferma di domani venerdì sono di un RT a 0,81, un'incidenza di 134 su 100.000 abitanti, e poi gli altri due dati legati invece all'occupazione ospedaliera che prevedono il 26% di occupazione di area non critica, sapete che il limite nazionale è il 40%, e il 27% di area di terapia intensiva di area critica, dove invece il limite è il 30%. 26 e 27. Quindi tutti questi dati voi sapete che sarebbero condizionale da scenario giallo. 0,81 e 134 sono sicuramente da scenario giallo, però siccome siamo oggi in base all'ultimo decreto che arriva fino al 30 di aprile, solo con i due scenari previsti, ossia area arancione o area rossa, quindi salvo e non credo che ci siano, insomma rimarremo in area arancione con questi dati. Due parole rispetto alla conferenza delle regioni che è in corso, con cui si sta parlando di riaperture.
meglio, si sta parlando delle linee guide propedeutiche alle riaperture. Le regioni, come voi sapete, si sono impegnate a fornire ad aggiornare e semplificare le famose aree linee guida che erano già state presentate, già state poi approvate alla conferenza delle regioni un anno fa. Abbiamo avuto mandato, dico abbiamo avuto mandato perché sapete che questo tavolo è coordinato dal Veneto assieme alle altre 4 regioni, Emilia, Lombardia, Toscana e Campania. Abbiamo avuto mandato di iniziare con alcune linee guida e quindi sono state dalle prevenzioni di queste regioni e poi appunto dal coordinamento degli assessori licenziate e presentate oggi in conferenza delle regioni, quindi in questo momento, le linee guida per quanto riguarda la ristorazione, per quanto riguarda le palestre e le piscine e per quanto riguarda i cinema e il teatro. Vengono mantenute, siccome so che circolano già le linee guida, quindi sono già state, mi sembra ci sono già in alcuni siti, perché sono state chiaramente mandate a tutte le regioni, quindi sono già di dominio. C'è la discussione in corso, quindi adesso vediamo come si chiude la discussione, però l'idea è quella appunto di cercare di fornire al Ministero, agli organi competenti queste linee guida per cercare di anticipare se possibile le riaperture. Le conoscete già, credo, quindi non entro nel dettaglio rispetto... No? Non le conoscete? Allora, no, pensavo, mi hanno detto prima, sentivo prima il Presidente Marsiglio che diceva che erano già sui siti, quindi pensavo che anche voi aveste letto i siti, quindi... Sì, su alcuni siti ci sono nazionali anche... Va bene, allora vi do qualche indicazione io, no? Va bene. Oddio, grande responsabilità, va bene. Allora, per quanto riguarda la ristorazione, c'è una premessa che dice che si deve privilegiare il più possibile attività all'aperto, o in qualsiasi caso se le attività all'interno dei locali con l'obbligo, salvo insomma condizioni meteorologiche non lo permettano, di finestre, porte aperte in modo che ci sia una maggiore areazione possibile, con la distanza di 1 metro per quanto riguarda appunto i tavoli, tra i tavoli, e che può arrivare in alcuni casi a 2 metri all'interno se i scenari epidemiologici prevedono uno scenario insomma ad alto rischio, se no la distanza tra tavoli è quella di 1 metro. È prevista poi la mascherina durante tutti i percorsi, salvo quando poi si è seduti a tavola. Raccomandazione della misurazione della temperatura, la prenotazione online o comunque la prenotazione in modo poi da mantenere anche la lista delle persone per i 14 giorni in caso di cluster e quindi di tracciamento degli eventuali contatti stretti delle persone, e poi tutte le altre misure di igienizzazione e quant'altro. Per quanto riguarda palestre, piscine, le stesse cose, quindi misurazione della temperatura, igienizzazione, quindi dispense per l'igienizzazione, prenotazioni in modo da evitare assembramenti e quant'altro, e le distanze poi del metro dei 2 metri durante l'attività fisica, del metro invece in altre attività che non siano durante l'attività fisica. Per quanto riguarda cinema e teatri, stesse misure che ho detto prima, è prevista invece la distanza di 1 metro tra le persone con l'obbligo della mascherina. Se è possibile i 2 metri invece non c'è l'obbligo della mascherina, ma è a discrezione, cioè di mantenere la mascherina durante, quando si è seduti. Non vengono riportate le capienze dei 200 o dei 1000 che erano previste precedentemente, perché erano comunque previste in base a DPCM e altro, quindi ci siamo limitati solo a dare delle indicazioni, insomma, senza mettere nessun limite di capienza. Qui.
No, non ci sono le linee guida che le regioni hanno presentato, ci sono solo le indicazioni del metro di distanza tra spettatori con mascherina o i 2 metri senza mascherina facoltativa, diciamo non obbligatoria. Perciò non c'è limitazione nei locali, nei cinema e teatri? Come capienza nelle linee guida non abbiamo messo una limitazione di capienza. Prima era 200 e mi sembrava 1000 adesso, perché erano contenuti, quindi queste sono, ripeto, delle linee guida che le regioni, quindi adesso chiuderanno e poi verranno inviate al Ministero, al CTS, insomma a chi di competenza, con l'auspicio insomma che ci siano anche possibilità di riaperture prima delle previsioni insomma, che sono previste. Non c'è una data, chiaramente, perché non possiamo e non siamo in grado di dire una data. C'è una premessa che prevede anche che queste linee guida prevedono quindi l'apertura di queste categorie anche in scenari ad alto rischio, che potrebbe essere quindi oggi scenario ad alto rischio è in base alla colorazione, quindi quando si è in fascia rossa, salvo un'attività di screening e testing, quindi agli avventori piuttosto che insomma le persone che frequentano, quindi è tutta da definire, anche con l'utilizzo dell'autosomministrazione. Perché in parallelo sta lavorando il gruppo di lavoro di revisione dei parametri, dei famosi 21 parametri, in cui stanno lavorando anche su discorsi di questo tipo, ossia che con un'azione mirata di screening di testi potrebbero, condizionale perché poi è sempre demandato agli organi superiori, rimanere aperto anche in quel contesto alcune attività, però è una discussione in corso. Io mi fermerei qui. Allora, prima di dare la parola al dottor Toniolo, facciamo un giro. Adesso vedo io, comincia Tosato che ho fatto per primo e poi li metto in ordine io. Grazie. Assessore, buongiorno. Ecco, per quanto riguarda il dato epidemiologico, no? Lei faceva notare che sono numeri da zona gialla, non lo sono abbondantemente. Il DPCM non prevedeva una deroga, però è vero che prevede soltanto zone arancioni e zone rosse fino al 30 aprile, ma non prevedeva anche una deroga nel caso di calo verticale del contagio? Ma c'era una finestra che prevedeva, più che una deroga, prevedeva la possibilità che ci sia un confronto e una revisione, però non abbiamo notizia di questo. Non avete notizie, no. Quindi insomma non è il caso di farsi illusioni sulla zona gialla. Lo vorremmo tutti, ma non credo che da qui a lunedì non cambierà nulla, insomma, essendo domani venerdì, lo vedo molto difficile. È probabile invece o possibile un passaggio in zona gialla alla fine della prossima settimana? È tutto da vedere rispetto a quello che vi dicevo, e quindi le richieste delle aperture, anche se con limitazioni, quindi privilegiare l'aperto, quindi privilegiare quindi chiaramente non a contesti di assembramento e quant'altro, e quello che sta facendo in parallelo il gruppo tecnico che cerca di rivedere i 21 parametri. È difficile dare oggi un'indicazione, non lo so, però è una discussione in corso. Sì, no, ma siccome sono appunto due piani distinti, no? C'è il discorso delle aperture e poi c'è quello delle classificazioni. Sulle aperture c'è l'interlocuzione con il governo. Per quanto riguarda la classificazione invece, io non ho capito se è in corso una qualche interlocuzione, perché se il dato epidemiologico è da zona gialla, insomma, se non è domani, almeno la prossima settimana potrebbe essere fatto pesare questo elemento. No, ma sicuramente l'interlocuzione che dalla conferenza anche delle regioni di oggi ci sarà poi con il governo sarà quello di cercare anche di allentare e rivedere dopo, se questo accadrà prima del 30 di aprile, lo vedremo, insomma è difficile oggi dirlo.
Il tavolo sulla revisione di 21 parametri si inserisce anche nelle classificazioni, quindi è chiaro che il tavolo, stanno lavorando, so che la dottoressa Russo anche ieri ha sentito il dottor Rezza, il dottor Brusaferro su questo, stanno lavorando e stanno cercando di fare delle proiezioni di quelli che potrebbero essere i scenari con i nuovi parametri. Mi auguro che nell'arco di una settimana anche questo passaggio sia finito, insomma, quindi speriamo che ci siano anche delle sorprese positive anche per noi. Il modello previsionale, il vostro modello previsionale, è un po' che non se ne parla. Le previsioni sono quelle di una ulteriore discesa, di una curva ormai avviata verso il basso, oppure... No, allora abbiamo visto e stiamo vedendo che da più giorni c'è questa discesa, quindi viene da ritenere che sia iniziata effettivamente la discesa, che è meno ripida dell'altra volta, però, perché l'abbiamo vista, è molto meno ripida della discesa che abbiamo avuto a gennaio. Dal 31 dicembre in poi abbiamo avuto una discesa molto ripida, se vi ricordate, che era anche inspiegabile. Questa è meno ripida, ma però è continua, quindi insomma ci fa pensare che effettivamente stiamo andando verso uno scenario di questo tipo. È chiaro che anche la bella stagione, a parte questi ultimi giorni, insomma sicuramente lo sappiamo, aiuta. Grazie. Allora io qui ho Bonet, Vanzan, Pettenò e Moscati nell'ordine. Sì, Assessore, buongiorno. Sul tema dei tempi ha detto che non ci sono date, quindi non si sa quando sarebbe possibile riaprire. Oggi l'unica data che noi abbiamo è quella dell'ultimo decreto, che è quello del 30 di aprile con... 26 forse. 26, 30 aprile scade, 26 viene riscritto. Ah, ok. Del decreto legge del 30 aprile e quindi noi siamo fiduciosi che con la scadenza di questo ci sia un nuovo provvedimento con anche delle tempistiche ben definite. Le risulta che ci siano dei presidenti, mi riferisco a Friuli, Venezia Giulia e provincia di Trento, credo, mi hanno scritto appena adesso i colleghi, che hanno intenzione di anticipare l'apertura dei bar e dei ristoranti con un'ordinanza regionale? Non ho sentito, quindi non so questa cosa, non è emersa, almeno fino a questo momento ero in conferenza, non è emersa, e c'era sia chiaramente il nuovo Presidente Federica ma anche il Presidente Fugatti, ma non è emersa questa cosa. Va bene, un'ultima domanda invece sul tema delle prenotazioni. Tanta gente ci chiede come si deve fare nel caso in cui, diciamo così, l'appuntamento non vada a buon fine per i più svariati motivi, non è arrivata la fornitura e quindi l'appuntamento viene disdetto, oppure altri casi di persone che arrivano a fare l'anamnesi e in sede di anamnesi si scopre che dovrebbero ricevere Pfizer non c'è, quindi vengono rispedite a casa. Tutte queste persone devono riprenotarsi sul portale, perché abbiamo diverse segnalazioni di cittadini a cui viene detto... Direi che facciamo rispondere, visto che abbiamo qua fatalità anche l'ingegnere Toniolo. Perché per chiudere il ragionamento da molte di queste persone viene detto facciamo rispondere al dottor ci facciamo sentire noi, però poi non sentono più niente, ma facciamo rispondere allora restano in un limbo. Facciamo rispondere poi al dottor Toniolo. Vanzano. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Ritorniamo allora per cortesia sulle linee guida che avete proposto. Sì. La trafila qual è? Voi come Conferenza delle Regioni presentate la proposta e poi l'ultima parola spetta al Governo? Certo. Va bene. CTS, Governo, insomma il passaggio dovrebbe essere quello. Quindi. Bene. Ci sono regioni favorevoli e altre contrarie a queste linee guida che avete presentato? No, le linee guida sono... c'è la discussione per alcuni particolari ma cose minime, quindi sono tutti concordi. Ristorazione, quindi si mangerà all'aperto? Sono tutti concordi, nel senso di dire sentiamo il senso di responsabilità, però riteniamo che bisogna anche allentare, quindi aprire con cautela, con responsabilità, con le dovute misure. Sì, però aprire con cautela in scenari ad alto rischio mi pare che non sia tanta cautela. Cioè lei prima ha detto c'è l'ipotesi anche di mantenere le aperture di tutte queste attività anche in scenari ad alto rischio, cioè rosso. C'è la proposta che si va a interfacciare col lavoro che stanno facendo il gruppo tecnico sugli scenari per prevedere, ma mi sembra che sia un po' anche quello che è stato detto dal governo in generale, nel senso che mi sembra che un po' tutti dicono dobbiamo ragionare d'ora in avanti
con non più aperture e chiusure, ma con capire come riusciamo a mantenere aperti le attività. Non saranno tutte, non lo so, insomma vediamo, verificheremo quali alcune probabilmente insomma avranno un impatto diverso eccetera, ma anche quando ci sono scenari di un certo tipo. Mi sembra che sia anche l'intenzione, almeno espressa, io l'ho sentita insomma anche a livello nazionale, e quindi è stata proposta, inserita insomma, di valutare anche questa possibilità. E, Assessore, l'ultima cosa, rispetto alle precedenti aperture, quelle della scorsa estate, sì, quando eravamo più liberi perché la situazione epidemiologica era mutata in maniera positiva, le novità sarebbero quelle, se non ho capito male, ristorazione solo all'aperto con finestre e porte aperte? Sì, però prevediamo anche, non so se non l'ho detto prima, noi prevediamo l'apertura anche durante la cena, non solo il pranzo. Sì, scusi, certo. Pranzo e cena, però sì, voglio dire con finestre... Con finestre aperte, con appunto il distanziamento previsto che vi dicevo. Benissimo. Certo. E l'altra novità invece sulla mancata previsione della capienza. Cinema e teatri. Per quanto riguarda cinema e teatri, prima c'era una capienza e mi sembra che c'erano anche erano diverse le distanze tra spettatori, in questo caso diciamo 1 metro con mascherina, 2 metri anche sì, senza mascherina. Musei? I musei non li abbiamo affrontati, adesso affronteremo, perché ci è stato chiesto, tutto il comparto fieristico delle fiere, tutto il comparto legato al turismo, quindi anche il discorso spiagge, tutte attività ricettive, alberghiere e quant'altre, e anche la parte della cultura che manca. Quindi in questa proposta di nuove linee guida entreranno anche questi capitoli di cui ha accennato adesso, o saranno successivamente? No, sono successivi, nel senso sono presi in esame dal tavolo tecnico che dovrà produrre delle linee guida da presentare alla prossima conferenza delle regioni. Quindi se dovesse esserci, scusi se insisto ma è per capire, se dovesse esserci una nuova disposizione di apertura, riguarderà solo questo primo blocco? Questo è il primo blocco, okay, che è stato emanato da parte della conferenza delle regioni. Nulla osta che il governo, chi per esso, insomma, possa anche predisporre altre cose. Noi stiamo lavorando per blocchi di, tra virgolette, priorità, o comunque insomma che sono state indicate dalla conferenza. Il primo blocco era questo, la settimana prossima ci concentreremo sul prossimo blocco. Quindi ipotizziamo che il 1° maggio si apra, e se non è il 1° maggio il 26 aprile, cioè un po' prima della fine del mese. I primi a ripartire non sarebbero le spiagge, sarebbero ristorazione, cinema e teatri, piscine e palestre, giusto? Oggi sono pronte quelle linee guida per quanto riguarda le conferenze delle regioni. Grazie. Perché si ritiene che c'è un po' più di tempo insomma per il resto. Perché no? Adesso c'è in corso solo la riunione della conferenza delle regioni, perciò tra le regioni. Il confronto con il governo, come è previsto rispetto alla linea guida che state mettendo a punto? Allora, le regioni si stanno confrontando per presentare una bozza di linee guida per le riaperture al governo. Poi il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente Fedriga, presenterà queste proposte al Governo e si capirà che sorta di apertura avremo da parte del Governo. Ma perciò non è previsto un incontro Stato-Regioni? C'è un incontro oggi pomeriggio, c'è l'incontro oggi pomeriggio per alcuni provvedimenti che stanno passando adesso in Conferenza delle Regioni, oltre qui chiaramente alla discussione sulle linee guida, ma non mi risulta che ci sia un confronto Stato-Regioni. Ci sarà un confronto tra il Presidente Fedriga invece e il Ministro Speranza o gli altri ministri. Ma si era parlato di un incontro, almeno così ho letto, anche con il Presidente del Consiglio Draghi, con le regioni, oggi su che tema? Perché non è sulle linee guida, oggi pomeriggio mi risulta che ci sono tutta una serie di incontri con le regioni legati al Recovery Fund in cui sono presenti vari ministri. Perciò non col Premier Draghi almeno? Non mi risulta, a me personalmente non mi risulta che ci sia il Premier Draghi, ma ci sono 6-7 ministri, quindi c'è uno spazio per ogni ministro. Ma però sul tema del Recovery Fund. Ma queste linee guida perciò nel confronto che avrete sulle riaperture devono passare attraverso la CTS e poi una decisione politica da parte del governo. Pensate che venga fatto questa settimana, la prossima settimana o quando ci sarà una data
in cui potrà esserci un'ufficialità da parte del governo su questo? Ma oggi non siamo in grado di dare nessuna tempistica, nessuna data. Oggi la Conferenza delle Regioni le licenzia come Conferenza delle Regioni, le presenterà a chi di dovere, CTS, Ministro della Salute, Ministro appunto che tiene i rapporti con le regioni, e poi vedremo che iter ci sarà e che tempistica. Un'ultima domanda delle linee guida, parlate anche del cosiddetto coprifuoco, si è parlato di allentarlo, perciò di spostarlo più in avanti, lo stop ai movimenti? Non si è parlato del coprifuoco, e quindi anche rispetto a orari serali per apertura di ristoranti e quant'altro non c'è nessun riferimento, perché si aspetta di capire che posizione o che indicazione ci sarà a livello nazionale. Però il fatto che voi chiedete la riapertura dei ristoranti, se rimanesse così dovrebbe essere fino alle 22, non oltre, perciò. Oggi c'è il coprifuoco fino alle 22 chiaramente, però siccome anche questa è una norma che deve essere reiterata dal governo, vedremo cosa succede. Grazie. Moscati. Sì, buongiorno Assessore. Buongiorno. Io ritorno un attimo sulle vaccinazioni degli over 80, che è abbastanza urgente perché si terrà questi giorni. Allora, alcuni segnalano che siccome le indicazioni, soprattutto questa è nella Marca Trevigiana, l'ULSS della Marca Trevigiana, nelle raccomandazioni si chiede di presentarsi al punto vaccinale con tessera sanitaria, eccetera, e con modulo per l'acquisizione del consenso copiato e firmato. Ora molti si preoccupano, intanto abbiamo degli anziani che come categoria ormai siamo sui 90 anni, perché chiaramente gli ottantenni sono già stati vaccinati, eccetera, eccetera. Ma comunque anche avessero 80 anni si preoccupano perché ovviamente il modulo non lo scaricano da internet. Ecco, allora sappiamo che invece in realtà, io lo so, ma lo volevo rassicurasse lei su questo, che lo trovano anche lì. Tranquillizziamo e rassicuriamo. È chiaro che per una questione anche di, diciamo così, insomma, economia dei tempi si chiede se è possibile, quindi se la persona è in grado di farlo, ha una stampante, si può scaricare, riesce a compilare le parti che riesce per quanto riguarda il modulo informato e quant'altro. Non c'è nessun problema se una persona, perché non riesce, perché non ha la stampante o perché è una persona anziana, perché quando si reca al punto vaccinale trova i moduli e trova anche chi aiuta a compilare i moduli. Ecco, sì, era solo una rassicurazione che volevo, grazie. Allora, il primo giro, se non ci sono altre mani che si alzano, è finito. Allora, possiamo dare la parola al dottore? La faccio spostare di qua, quindi al dottor Toniolo, che vi fa una panoramica rispetto alla questione mascherine, quindi il sequestro che c'è stato in tutta Italia, non solo in Veneto, di questa partita di mascherine, e poi c'erano anche delle domande rispetto appunto al portale, che sicuramente risponde in maniera più dettagliata. Buongiorno. Mascherine. Il sequestro, l'oggetto del sequestro sono delle mascherine FP2 e FP3. In Veneto di queste mascherine oggetto di sequestro ne erano arrivati 6 milioni e 133 per la precisione. Sia per quanto riguarda gli acquisti ma anche per la verifica di quello che è arrivato, tutte mascherine arrivate dalla Protezione Civile di questo sequestro. In questo sequestro non sono oggetto di sequestro mascherine acquistate da Azienda Zero per conto delle forniture decise a livello regionale. Dicevo che sia per quanto riguarda l'individuazione delle caratteristiche dei prodotti, dei DPI da acquistare, sia per quanto riguarda la verifica una volta arrivati, il Veneto Azienda Zero si è organizzata con il proprio personale ovviamente, ma anche col supporto di tutti i responsabili di sicurezza di tutte le aziende, che a turno, in base ovviamente alle disponibilità lavorative, compatibilmente con gli impegni di ogni azienda, hanno costituito questo gruppo che hanno via via, ripeto, definito le caratteristiche tecniche del materiale da acquistare. Noi abbiamo di prossima indizione una gara proprio di dispositivi per la protezione individuale, ma anche hanno deciso e hanno verificato
le documentazioni dei prodotti in arrivo. Per queste mascherine dichiarate idonee e quindi acquistate da Protezione Civile non è stato possibile visionare la documentazione tecnica a supporto e quindi da subito sono state destinate non al livello di rischio per cui sono costruite, ma al livello di rischio medio-basso, sostanzialmente l'analogo dell'utilizzo della mascherina chirurgica, quindi non sono mai state utilizzate, non è mai stata data indicazione dell'utilizzo nelle realtà, nelle strutture organizzative a rischio alto. E sono state utilizzate tipico gli uffici amministrativi, i reparti senza contatti con persone Covid e altre strutture territoriali dove il tema della vicinanza, del contatto con persone infette o a rischio infetto era significativo. Questa partita di mascherine in linea di massima sono arrivate nel mese di luglio e sono state destinate a queste finalità da luglio in poi, tendenzialmente fino a ottobre-novembre, dopodiché sono state utilizzate le mascherine acquistate da Azienda Zero su gara regionale. E su 6 milioni e 100 sono 4 milioni e 100, l'avevo già comunicato e lo confermo, avevo detto 4 milioni e 100 sono depositate presso i magazzini di Azienda Zero. Mentre stiamo concludendo la verifica e la quantificazione di quello che è depositato presso le aziende sanitarie, tra aziende sanitarie ed RSA sembrano essere, allo stato attuale sono circa 200.000, siccome manca ancora qualche riscontro, credo che arriveremo sui 300.000, quindi vuol dire che 4 milioni e 4 milioni e mezzo su 6 milioni e 100 sono a deposito e sono ovviamente sequestrate. Il consumo perciò è circa di 1,5 milioni, 1,4 milioni. Il consumo avvenuto, ripeto, da luglio a ottobre-novembre. Ricordo che per quanto riguarda mascherine tipo questa che indosso io, le chirurgiche, il consumo medio giornaliero in quel periodo di ripresa della pandemia era circa di 100.000 mascherine al giorno, quindi vuol dire che 1,5 milioni è stato consumato tendenzialmente in 10 giorni, 15 giorni. Ecco. Faccio anche presente che nelle gare d'appalto quella che viene bandita, che è stata bandita e che probabilmente è in fase di interlocuzione per alcuni chiarimenti chiesti da chi intende partecipare alla gara, verrà conclusa penso nel mese di giugno. Noi abbiamo anche previsto per tutti i DPI indicati in questa fornitura, abbiamo anche previsto la possibilità da parte della stazione appaltante, cioè da parte delle aziende di Azienda Zero, anche le verifiche presso i laboratori accreditati di quanto dichiarato con dei test specifici, di quanto dichiarato nella documentazione a supporto. Quindi se io dichiaro che una mascherina ha un livello di filtraggio o qualche altra caratteristica di un certo tipo, noi prevediamo a nostra discrezione, a discrezione delle aziende, di poter effettuare delle ulteriori analisi proprio di test nei laboratori accreditati a fare questo tipo di attività. Quando arriveranno ovviamente. C'era il discorso del portale. Sì, portale. Allora, il portale è costruito in modo tale di poter prenotare e con il codice della prenotazione poter anche disdire la prenotazione. Per le fattispecie che ha indicato lei, però, questo è un lavoro da back office, nel senso che nel momento in cui io mi presento al tavolo dell'accettazione per la vaccinazione, da lì sia l'appuntamento per la seconda vaccinazione, come avviene già adesso, a meno che non si tratti in futuro di Johnson & Johnson, sia gli eventuali spostamenti e attività di back office, e cioè a carico degli operatori. Ho saputo anch'io che ci sono stati alcuni fraintendimenti su questo messaggio, abbiamo già fatto incontri, ne faremo degli altri, soprattutto in funzione delle prossime aperture significative come numero di possibili prenotazioni nei prossimi giorni, per chiarire questo aspetto. In ogni caso, eventualmente la persona,
se vuole operare autonomamente deve prima eliminare la prenotazione che ha fatto e dopo può riprenotare. Se non elimina la prenotazione fatta non riesce a prenotare perché risulta che ha già una prenotazione in corso. Ma l'idea è quella di non imporre o fare questa, come dire, operazione in più al cittadino, ma di dare nel momento in cui uno si presenta al tavolo tanto la convocazione per la seconda dose, tanto il rinvio a una seduta successiva nel caso in cui il vaccino di cui ha bisogno non è disponibile in quel momento. Allora, domande per il direttore dell'Azienda Zero, Vanzan. Direttore, buongiorno. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa e lei aveva detto cercheremo di sistemare alcune cose. Sì. Volevo capire sempre il tema delle persone fragili, disabili, quelli che avevano il codice fiscale che non veniva riconosciuto per varie motivazioni. L'INPS ha fornito i dati fino da un certo anno in avanti, alcuni dati ce li avevano le ULSS, l'assessore ci aveva detto stiamo incrociando tutto. A che punto è il lavoro che avete Noi abbiamo annunciato? fatto un'operazione anche più radicale, stiamo testando la possibilità che indipendentemente dall'essere compreso nella lista o meno, una persona, sotto ovviamente sua responsabilità, si prenota, praticamente una forzatura della prenotazione, con la sua obbligo di presentarsi alla vaccinazione con i documenti che attestano che lui appartiene a quella categoria, fragile, disabile, o le eventuali altre categorie che le ordinanze del commissario dovessero andare a individuare. Quindi siamo a buon punto, lo stiamo testando e quindi non è ancora attiva ma sarà attiva nei prossimi giorni, in modo tale da anche evitare questa ulteriore difficoltà. Quindi all'inizio della settimana avete una previsione di data? Vediamo come funziona, sarei abbastanza ottimista nel riuscire a farlo in pochi giorni. Altre domande? Filippo Tosato. Ecco, qual è la situazione per quanto riguarda gli accompagnatori, i caregiver? Nel senso che finora mi sembra la regola era quella dei 65 anni e della convivenza, però era stata anche annunciata una circolare innovativa, mi sembra, su questo. Allora, quella dei 65 anni era nata, se vi ricordate, un paio di settimane fa e era nata un po' in maniera così, insomma, spontanea, l'aveva lanciata il Presidente, quindi avevamo, e non era ancora in funzione il portale con le prenotazioni. Avevamo detto nel momento in cui è in funzione il portale con le prenotazioni non c'è più la possibilità per l'accompagnatore o convivente di andare automaticamente, quindi di presentarsi al punto vaccinale. Oggi cos'è previsto? Oggi noi ci attestiamo in quelle che sono le norme, le indicazioni che sono all'interno del piano nazionale e recepite dal piano regionale, nel senso che sono possibili i caregiver o conviventi, insomma, ecco, delle persone con disabilità, perché questo è previsto nel piano. E quindi prevediamo una persona per disabile che ha la funzione quindi di caregiver piuttosto che di assistente familiare o quant'altro, e poi sono possibili i conviventi, però solo per alcune patologie, alcuni target, che sono i trapiantati, che in parte sono già stati fatti, gli oncologici, quelli che rientrano però che sono quelli sotto trattamento o comunque che hanno avuto l'evento molto ravvicinato, non tutti gli oncologici, perché è giusto che spieghiamo anche questo, se no creiamo aspettative e confusione, le persone che hanno immunodeficienze o comunque insomma che hanno problemi di questo tipo, e per i bambini, cioè siccome il vaccino non è previsto per gli under 16, per tutte le persone, cioè le persone che hanno un figlio under 16 o disabile o comunque che ha patologia appunto di un certo tipo, è prevista la vaccinazione per i conviventi. Queste sono conviventi, quindi entrambi i genitori in questo caso.
Grazie. Posso rilatare? Alda Banzan, prego. Chiedo scusa. Direttore Toniolo. Scusa, qualcun altro ha domande dopo? Grazie. Direttore Toniolo, in merito a questa spiegazione che ha dato l'assessore, il portale è già funzionante? Perché era la cosiddetta formula del 2x1 tipo supermercato, cioè prenoto un posto e ne ho 2. Per i disabili da subito abbiamo fatto così, perché tutti i disabili sostanzialmente hanno titolo a far vaccinare anche il caregiver. Per quanto riguarda i conviventi, noi abbiamo elaborato tutti gli under 16 che appartengono a quelle categorie a cui ha fatto riferimento l'assessore, per individuare i genitori o i fratelli, perché è tutto il gruppo che ha titolo a essere vaccinato. Su questi mi intrometto solo perché ieri c'è stato l'incontro con i pediatri di libera scelta per quindi sottoscrivere e chiudere l'accordo con i pediatri di libera scelta, e l'accordo che noi andremo a sottoscrivere, ieri c'è stata un'interlocuzione con loro, è quello effettivamente di vaccinare i genitori dei loro assistiti, quindi di questi ragazzi under 16 con queste patologie, quindi i pediatri potrebbero vaccinare tutta questa categoria che è stata calcolata circa in 15 soggetti, quindi 15 bambini con problemi per pediatra, più o meno, ma SPAN sono numeri che noi stiamo un po' costruendo a SPAN, che vorrebbe dire 30 genitori e poi bisogna capire se hanno figli maggiorenni, perché se hanno figli che sono sotto i 16 anni chiaramente non vengono vaccinati, quindi e quindi potrebbe essere questa la dimensione, quindi parliamo facendo un calcolo, noi abbiamo fatto un calcolo poi non so se con bacio o meno, sulle 15.000, 20.000 persone. Circa, sì. Per gli under 16 parliamo 15.000, 20.000 persone per i ragazzi under 16 che non possono essere vaccinati, che rientrano in queste categorie, quindi i genitori hanno diritto della vaccinazione nella priorità con le persone fragili. Quindi per riassumere, il portale è già predisposto, dottore? Per quanto riguarda invece gli accompagnatori, noi prevediamo che in questo caso l'accompagnatore si possa prenotare autocertificando la sua situazione. Anche questa è una cosa che è pressoché pronta di prossima attivazione, in modo tale che anche in questo caso non vado ad integrare le informazioni che abbiamo già con quello che uno ritiene di dover dichiarare, di dimostrare al momento della vaccinazione. Chiaramente l'invito è a non abusare di questo, ma effettivamente, perché altrimenti diventa un po' più complicato gestire tutta la giornata di vaccinazioni. Quindi di fatto oggi funziona un posto per 2 solo per i disabili che possono, al momento che sono sì, già riconosciuti. perché quello è certo per tutti. Grazie. E con questo sentiamoci domani. C'è ancora ritardo. Dunque, terminata proprio in questo momento la conferenza stampa, avete visto, c'era l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin assieme al dottor Toniolo dell'azienda Zero, che ha parlato di sequestro di mascherine. Il presidente invece Luca Zaia si trovava in videoconferenza, ve l'avevamo anche anticipato proprio all'inizio di questa diretta, per parlare con le altre regioni, per parlare delle riaperture che dovrebbero esserci o all'inizio di maggio oppure addirittura alla fine di aprile, si vedrà. Comunque l'assessore Lanzarin ha parlato anche delle linee guida per le riaperture, adesso pian piano vi diremo quali sono le novità. Per quanto riguarda invece il bollettino regionale, sono 4.784.639 i tamponi in totale effettuati fino ad oggi. Per quanto riguarda invece i tamponi nelle ultime 24 ore sono 33.815. Le persone positive sempre nelle ultime 24 ore sono 1.085, che rapportati alle
totale 33.815 tamponi danno un'incidenza del 3,21%. Le persone positive ad oggi in totale sono 28.332, che diceva l'assessore Lanzani è un calo continuo di persone positive. La curva dice non ha avuto un calo repentino, ma comunque un dato continuo. Ha parlato delle linee guida importanti, perché ricordiamo ci sono le linee guida per quanto riguarda gli bar e ristoranti, poi ovviamente nel corso delle nostre edizioni vi diremo quali sono queste linee guida per quanto riguarda le riaperture di ristoranti, palestre, centri sportivi. Siamo arrivati quasi al termine di questa edizione, dunque si chiude questa diretta, vi lascio al meteo prima la pubblicità, ma non cambiate canale, perché ci sarà ospite straordinaria, un approfondimento di Straordinaria 3 con Daniela Gregnanin e Michele Canil, psicologo e psicoterapeuta. Si parla di ansia e insonnia, quali cure. Si termina qui questa diretta, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Sull'Italia prevale una circolazione a tratti instabile. Al nord-est tempo generalmente buono, ma non si escludono dei disturbi. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 15 aprile. Sul Veneto avremo un contesto per lo più asciutto e soleggiato, tuttavia saranno possibili degli annuvolamenti con locali acquazzoni sulle aree montane e pedemontane, in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime tra 2 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, qualche piovasco al pomeriggio in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime fino a 11-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento, ma anche in questo caso saranno possibili dei rovesci. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime fino a 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave. Buongiorno ed eccoci qui con la nostra diretta straordinaria. Vi ricordo il numero telefonico per intervenire: 0422 16 28 332. Abbiamo un gradito ritorno oggi, un incontro dopo un po' di tempo. Siamo con il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. E vedete proprio che oggi andremo a parlare di qualcosa che riguarda tantissimi italiani. Parliamo di ansia e insonnia, anche perché nell'ultimo anno con il Covid-19 moltissimi italiani hanno avuto davvero molta difficoltà ad addormentarsi, ma insomma hanno anche sofferto di ansia. Secondo l'ultimo studio emerso dalla Fondazione Veronesi, pensate quasi la metà degli italiani, bambini compresi, hanno avuto una seria difficoltà a trovare un ritmo sonno-veglia, ma non solo, sono aumentati anche i prodotti per, diciamo, addormentarsi meglio, ma anche l'uso di psicofarmaci e farmaci connessi. Allora, dottore, la Fondazione Veronese è sempre molto puntuale, ci dice il 40% ad esempio di farmaci in più. Vuol dire che siamo messi male? Non è poco, perché il 40% nell'ambito della sanità è un dato piuttosto rilevante, ma insomma in qualche modo ne abbiamo anche avuto percezione ciascuno nella propria famiglia, perché un 40% significa che più o meno ogni famiglia o due ci sono state delle problematiche, dei disturbi del sonno,
e poi anche semplicemente dalla quantità di farmaci oppure di prodotti naturali, diciamo, di altre classi che vengono proposti. Questo ci dà subito una dimensione di quanto anche le industrie farmaceutiche, ma diciamo un po' l'attenzione generale sia posta su questa problematica. Chiaro che parlando di insonnia non possiamo non citare l'ansia. Certo. Le insonnie, come dire, riguardano molteplici aspetti, sia di tipo medico, spesso di tipo psicologico. Quindi innanzitutto, come dire, nella parte più larga dell'imbuto, prima di comprendere bene il motivo e di arrivare a una decisione da parte del curante, bisogna fare un'analisi di quella che è un po' chiamata l'igiene del sonno, no? Quindi curare tutta la parte che precede proprio l'atto dell'addormentarsi, e qui abbiamo un enorme aumento di una serie di preoccupazioni, di disturbi. Nell'ultimo anno e mezzo non sono mancate, vuoi perché ovviamente c'è la pandemia, ma poi perché uno magari rischia di perdere il posto di lavoro o perché appunto i bambini sono rimasti a casa. È cambiato veramente tutto. È cambiato tutto. Sì, e inoltre molte cose sono potenzialmente messe in discussione, no? Sono state potenzialmente messe in discussione, quindi un po' abbiamo vissuto un periodo di minaccia potenziale. E allora vi ricordo 0422 1628 332, vedo che c'è una telefonata, la prendiamo. Vi ricordo, stiamo parlando di ansia, insonnia, ci riguarda un po' tutti perché siamo stati tutti un po' in ansia, e lo siamo, e anche un po' insonni in questo periodo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Marghera, sono Mirko, ho 57 anni e vedendo questo programma volevo fare una domanda. Io purtroppo sono uno dei tanti che è in cassa integrazione da marzo del 2020. Diciamo che da un mese dalla cassa integrazione adesso io purtroppo non riesco a fare una notte completa di sonno. Sveglio dalle 3 alle 4 volte con orari fissi. Ho provato la melatonina, ho provato altre cose, ho provato a fare sport, vado in bicicletta, però insomma, non si mette a fare. Io da un anno a questa parte non riesco a fare una notte di sonno. Ha cercato di sfinirsi praticamente di sport e dice magari così sfinito. Allora... togliere lo stress scaricandomi, certo. Vado a pescare che mi rende molto tranquillo. Però niente, non resisto. Senta Mirko, lei è in cassa integrazione da un anno? Sì, esattamente da marzo del 2020. Allora, senta, le faccio dare, magari stia collegato, che magari il dottore le chiede qualcosa. Abbiamo capito che ha 57 anni. Allora, prego dottore. Sì, intanto bisognerebbe capire se è stato per il signor Mirko un evento legato proprio alla situazione attuale, oppure c'è anche un po' una storia, una predisposizione all'insonnia. Ma guardi, il lavoro mio Prego, allora Mirko, è iniziato quando andate in cassa integrazione o già è iniziato prima? Sì, allora il mio è sempre stato un lavoro a turni, però questo non precludeva che dormivo quando potevo dormire. E proprio da quando sono andato in cassa integrazione, proprio da quel momento in poi è scattato qualcosa che non mi permette di dormire. Non riesco neanche a riposare al pomeriggio, come dicevamo al pomeriggio, niente. Posso andare a letto alle 9, posso andare a letto alle 10, posso andare all'1 della notte, alle 2:30, massimo 3, è il primo campanello di sveglia. Poi dopo un'ora e mezza, dopo un'altra ora e mezza, alle 7, 7:15, 6:30 mi sveglio, ciao, buona giornata a tutti. Senta, allora Mirko, magari il dottore può ipotizzare qualcosa, quindi c'è un evento scatenante che è dentro forse del signor Mirko che lo preoccupa? Sì, chiaramente bisogna vedere poi i costrutti personali, si chiamano, no? Cioè quello che è il peso, l'importanza che per il signor Mirko ha avuto ovviamente questa cassa integrazione, perché le implicazioni poi chiaramente hanno un peso emotivo. Sì, per poi capofamiglia, padre di famiglia, per un uomo il lavoro è molto, anche per un uomo, insomma... È estremamente importante, muove il senso di responsabilità, addirittura può muovere dei sentimenti che abbiamo appreso in famiglia, no? Come il ruolo del capofamiglia, ciò che ci è stato tramandato. Allora, chiedo al signor Mirko di riattaccare e ricordo 0422 16 28 332, lo vedete in sovraimpressione, stiamo parlando di ansia, insonnia, se avete dei problemi c'è qui il nostro esperto. Allora, cosa dovrebbe fare il signor Mirko che ha 57 anni e che ha preso, penso, tutta la melatonina del mondo e tutte le camomille di tutte le marche?
suppongo, e si finisce di sport. Allora, bisogna innanzitutto cercare di discernere se ci sono cause di tipo medico particolari, ma non credo a quanto mi dice. Sicuramente, come dire, venendo da un'abitudine di turnista... Però dormiva, diceva che dormiva. Però dormiva, ecco, quella può al limite predisporre ad un eventuale manifestarsi di un'insonnia. Qua c'è un evento che in una qualche misura potrebbe essere traumatico, quindi in questo caso, come dire, sarebbe opportuno seguire sia un affiancamento di tipo psicoterapeutico per capire la portata di ciò che sta succedendo nella sua vita, ma anche, direi, in questo caso intervenire farmacologicamente, perché... E prende qualche goccia di qualche sostanza, magari 10-15 gocce, magari anche cominciare ad andare dal medico di base intanto. Chiaramente chiedere innanzitutto al medico di base con fiducia, perché un sonno che non si protrae sufficientemente, quindi un'insonnia tardiva si dice, toglie completamente il riposo, elimina diverse fasi REM che sono fondamentali, quindi la salute poi, come dire, peggiora. Le risentiamo tutti, poi si diventa più cattivi, no? Quando non dormi si diventa più irascibili, irritabili. Allora 0422 16 28 332, ansia, insonnia, abbiamo un'altra telefonata. Volevo comunque ricordarle che un altro studio molto interessante che è stato condotto in Canada su un certo numero di soggetti poi ha dimostrato che questa insonnia diventa anche cronica a un certo punto parte. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Roberta. Da dove ci chiama Roberta? Buongiorno. Da Monselice, buongiorno. Luogo delle 7 chiesette, prego. Volevo dire io, ad esempio, sono 2 o 3 anni, io arrivo a prendere anche 30 gocce di sonnifero di Sonni REM alla notte, però qua non si dorme. Quanti anni ha Roberta, se lo posso chiedere? 56. Anche lei 56, ok. Dottore, stia in linea che magari il dottore le chiede qualcosa. Sì, questo... Va bene, ok. Buongiorno signora, questo evento dell'insonnia, diciamo, è recente oppure qualcosa 2-3 anni ha detto? No, sono 2 o 3 anni. Ok, mentre precedentemente non aveva nessun tipo di problematica? Ma io ho sempre dormito, alle 9 di sera mi addormentavo, beata, pacifica, anche alle 7:30 di sera dormivo praticamente, cioè. Ecco, anche qui insomma provare a vedere se è legato intanto a un'igiene del sonno, quindi eventualmente al luogo dove dorme, la temperatura, oppure se ci sono fattori di stress che vanno a influire, perché spesso questi peggiorano proprio la seconda parte del sonno, quindi l'insonnia tardiva. Se l'insonnia precoce è assente, cioè se lei si addormenta bene, tutto sommato vuol dire che diciamo, dei processi naturali sono ben conservati, non c'è bisogno di... Signora Roberta, lei si addormenta bene? Cioè appoggia la testa e crolla? No, proprio non mi addormento. Lei non si addormenta. Quindi anche la parte iniziale... Io sono ancora bella pimpante, cioè, mi posso anche alzare e quindi lei prende delle gocce, lei non riesce, quindi manca l'addormentamento, manca il sonno, quindi è continuamente sveglia. E prende 30 gocce. Ma delle volte anche 30, le dico. Ma è sempre lo stesso farmaco? Perché se è sempre lo stesso farmaco magari anche cambiare? Sì, può esserci assuefazione. Ho preso anche, ad esempio, in farmacia, mi sono fatta dare quelle specie di caramelline, Zigult si chiamano, se si può dire, la melatonina, ho preso di tutto, prendo la camomilla la sera, di tutto, però le dico, io non dormo. Ma pensa, cioè, quando lei non dorme, non so, pensa a qualcosa, c'è qualcosa che la turba, perché anche, insomma, questo... No, io cerco di mettermi lì tranquilla, cercare di prendere sonno, ma niente. Allora, cerchiamo di darle una risposta. Le chiedo la cortesia di riagganciare, così se per caso c'è qualcun altro possiamo intervenire. Allora, abbiamo 2 età molto vicine, sia il signore a 57 anni, ma con una cassa integrazione, invece la signora dice no, io ho sempre dormito molto bene, ma da 2 o 3 anni e prende un sacco di gocce. Un sacco di gocce, non sappiamo di che tipo. Ad ogni modo, insomma, anche qui l'indicazione, sebbene non ci sia un evento stressante come nella prima telefonata che abbiamo ricevuto, però insomma qui probabilmente ci sono più questioni fisiologiche che vanno approfondite, quindi la inviterei a sentire il medico di base, ma anche a valutare un pochino il tipo di gocce che prende. Probabilmente bisogna cambiare classe farmaceutica, perché poi c'è comunque un'assuefazione.
oltre a questo bisogna anche eventualmente fare un approfondimento sul sonno, quindi devi andare, non so, in un centro del sonno che sono convenzionati e gratuiti presso tutti gli ospedali del Veneto e fare una polisonografia oppure altri tipi di esami che sono in grado di spiegare cosa sta succedendo, però la devono addormentare questa signora. E ci sono molte tecniche, ci sono persone che, non so, fanno yoga, trovano un modo di meditare, la meditazione, ma ce la facciamo noi occidentali a far questo? Ce la facciamo, non è nel nostro DNA. Ce la facciamo nel senso che se abbiamo una predisposizione, proviamo piacere in questo genere di attività, in qualche modo si arriva, salvo appunto dei casi particolarissimi. È anche vero che spesso nella polisonografia, no, quando magari inviamo delle persone per fare un approfondimento, si vede come spesso ci sia anche una percezione diversa di quello che è il sonno e magari gli strumenti rilevano invece che c'è stato comunque un abbassamento delle soglie fisiologiche, cioè di quel rilassamento. Quindi a volte possono emergere discrepanze e spesso è nell'esperienza anche comune, quindi non patologica, il fatto che abbiamo magari passato comunque una notte più o meno di sonno, ma ci svegliamo stanchi, abbiamo la sensazione... Ma che abbiamo lavorato in miniera. Esatto, e quindi c'è questa discrepanza che va sempre rilevata con gli strumenti. Quindi la cosa importante, allora signora, magari chieda al suo medico di fare degli accertamenti, poi ci sono queste proprio cliniche del sonno convenzionate, presenti appunto in ogni nosocomio, in ogni ospedale del Veneto, e da lì poi si può cominciare a capire se c'è qualche meccanismo anche di natura non solo psicologica, anche neurologica, ci sono varie indicazioni ed è questo molto importante, e poi si appoggi anche ad un percorso successivo, magari con un counseling o con un percorso terapeutico. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Eccoci. Buongiorno. Buongiorno, sì, ma non siamo in diretta. Sì, lei è in diretta. Sì. Ci dica tutto, buongiorno. Buongiorno, senta, niente, io soffro di insonnia da parecchi anni, da 20 anni, e appunto da parecchio tempo, quasi da 15 anni, uso lo Zolpidem, diciamo, in vari formati, sublinguale, gocce, pastiglie, però ultimamente non hanno più nessun effetto. Cioè, un'amica mi ha consigliato le gocce di cannabis. Volevo sapere dal dottore se effettivamente non c'è nessuna controindicazione per queste gocce come dicono, oppure se qualche effetto collaterale ce l'ha. Senta, posso chiederle quanti anni hai, da dove ci chiama? Sì, chiamo da Mestre e ho 67 anni. Mestre, ok. E si chiama di nome, scusi, che così almeno ce la Lorena. Lorena. Allora, signora Lorena, intanto se le vendono non sono illegali. Io dico sempre che quando si deve parlare di cannabis magari, ecco. Conosco parecchie persone che hanno approcciato questa via. Stia in ascolto e il dottore cercherà di dare una risposta su questa cannabis in gocce. Sì, allora ultimamente... Grazie Lorena, grazie. Ultimamente chiaramente c'è tutta un'attenzione a questa nuova... E la canapa, il cannabis. Questo nuovo uso, appunto. Sì, diciamo che controindicazioni vanno sempre valutate poi con attenzione, adesso bisognerebbe raccogliere un po' un'anamnesi. Chiaramente diciamo, sono state già testate, quindi non ci sono grosse controindicazioni. Ecco, sulle classi farmaceutiche per l'insonnia o per l'ansia, che spesso sono anche gli stessi farmaci, bisogna sempre mettere un'attenzione che è sul comportamento umano, no? Quindi eventualmente sulle caratteristiche della persona, perché possono dare una dipendenza. Una dipendenza... Poi bisogna, quando si sospendono bisogna andare, no? Come il cortisone, diminuire le gocce, andare avanti giorno per giorno. Certo, quindi eventualmente bisogna vedere chi le prescrive, può essere il medico di medicina generale, lo psichiatra o il neurologo o chi per esso, valutare anche quegli aspetti di personalità, no? Che sono importanti, perché sì, c'è una dipendenza fisiologica, ma attenzione che spesso è molto potente anche la dipendenza psicologica. Infatti, come la piuma di Dumbo, se non ce l'hai, no, Dumbo non volava, e quindi uno dice non prendo le gocce e non dormirò. Sembra un pochino sì questo, quindi la percezione anche qui, cioè l'atteggiamento soggettivo rispetto al farmaco, spesso può essere anche un placebo.
molte sperimentazioni hanno messo in luce il fatto che il placebo appunto funziona e ha un'efficacia tutto sommato importante. Comunque signora Lorena, queste gocce di cannabis sono in commercio. Deve sentire il medico di base. Io ho conosciuto delle persone che hanno preso per i dolori e sembrava che funzionassero, poi è soggettivo, come dice il dottore, ognuno si convince, no? Certo, per carità, se c'è anche un effetto placebo, questo è utile e non è dannoso, ben venga, però insomma va un po' capito dalla persona che ce l'ha in cura, sempre stando attenti anche agli aspetti di ansia che possono esserci. E questi sono molto importanti, perché l'ansia è quella che poi non ci fa dormire, addormentare, ci arrovella nella notte, i pensieri, i dubbi, le preoccupazioni. 0422 16 28 332, stiamo parlando di insonnia, stiamo parlando di ansia che si legano in maniera, direi, indissolubile e che ci portano quindi a passare le notti insonnia, a non addormentarci o a risvegliarci troppo presto o ad avere un senso di peso sul petto che magari alle volte viene scambiato pure per infarto. Spesso. Questo è una cosa importante, quindi di notte non ci pensiamo, sentiamo il cuore che accelera e pensiamo all'infarto imminente. Pensiamo a quello, oppure ci sono anche delle forme miste in cui ad esempio disturbi digestivi, disturbi d'ansia si mescolano, provocano tachicardia ed ecco che la persona va molto in allarme, chiaramente il nostro cervello registra il tutto e in un certo senso si crea un condizionamento per cui poi diventa un'area più ansiogena, quella del sonno, piuttosto che rilassante e questo... Allora, questo è secondo quello che si sa, insomma, sono soprattutto le donne a dormire meno, forse perché avendo anche avuto i bambini poi si torna difficilmente a un sonno come quello di una volta, nel quale dormivi anche fino alle 10 del mattino e questo problema è un problema molto serio, molto importante, abbiamo detto riguarda tantissimi italiani e conta qui che cosa? È il grado di soddisfazione. Quando è che una persona può dirsi soddisfatto? Perché ci sono persone che dicono ho dormito 5 ore sto a posto e c'è chi deve dormire 7 ore. Quando è che una persona soffre di insonnia e quindi è correlato magari all'ansia? Cioè qual è il numero di ore necessario per dire hai un problema o non ce l'hai? Allora, questo è relativo poi alle fasce di età, no? Perché è chiaro che con l'avanzare dell'età tende a ridursi un po' diventa la lodola di Shakespeare. In un certo senso sì. Allora sono sempre consigliati anche dalle linee guida internazionali le 7-8 ore di sonno, ovviamente poi il benessere percepito è quello che fa la differenza. È anche vero che, ripeto, a volte capita che quando si fa un approfondimento con la polisonografia si vede che la percezione scontenta della persona del proprio sonno è solo un'impressione e quindi là si lavora sui fattori di stress piuttosto che su diciamo tratti di personalità, di insoddisfazione, di scarsa gratificazione che si ripercuotono nel sonno. Ovviamente sempre scartando tutte quelle altre patologie di tipo psicopatologico come può essere il disturbo ossessivo compulsivo piuttosto che sindromi del lobo frontale o altre patologie che vanno a interferire col sonno e con la qualità, quindi la percezione può essere diversa da ciò che avviene in realtà. Senta, comunque sotto le 5 ore c'è qualcosa che non va? Sicuramente sono insufficienti e ci sono anche degli studi su persone che hanno avuto una progressiva difficoltà arrivando fino quasi ad eliminare il sonno e quindi con conseguenze gravi. Grazie all'insonnia, spezziamo una lancia anche in favore dell'insonnia, qualche volta abbiamo avuto artisti pazzeschi, non so, Michelangelo, Leonardo, insomma si dice che dormissero poco per poter dar vita alle loro meravigliose opere d'arte. 0422 16 28 332, siamo qui in diretta col dottor Michele Canille, neuropsicologo e psicoterapeuta. Prendiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Una signora, pronto? Buongiorno, mi chiamo Mary e chiamo da Piazzola sul Brenta. Villa Camerini. Eccoci qua. Esatto. Allora, io ho la mamma che ha 94 anni. Bene, complimenti. E puntualmente sta avendo adesso alla sera problemi digestivi e ansia e quindi sente questa tachicardia. Se ci sono delle gocce, qualcosa da poter usare per risolvere il problema. Sta prendendo per la digestione Creo, pancrelipasi.
però c'è adesso quest'ansia che si manifesta di più. Ma sua mamma ha problemi di reflusso? No, no. Niente. Quindi ha proprio problemi digestivi. Digestivi che però gli crea quest'ansia che dopo gli palpita, cioè... Sente un tremore interno che insomma con l'ansia ha a che fare parecchio. Quel peso che diceva lei prima. Ecco, allora signora Meli, non prende altro farmaco? Sua mamma farmaci, prende questi e basta? No, prende per il cuore perché ha problemi... Quindi prende più farmaci, quindi ha un soggetto in cura con più farmaci, però in questo momento avverte questo peso, questo stress. Allora sentiamo il dottore cosa le può dare come risposta. Grazie signora Mary e un saluto a Piazzola che è sempre un posto bellissimo, Piazzola sul Benta. Quindi dottore, 94 anni, vabbè, ovviamente prende un po' più di farmaci e ha quest'ansia perché non digerisce male, quindi l'ansia è nota anche come tremore interno. Certo, dà sicuramente una serie di sintomi, tra cui anche il peso al petto, può dare anche dei sintomi che a volte si confondono proprio con l'infarto. Chiaramente in questi casi ci sono comunque dei tratti di personalità ansiosi che viviamo e vediamo anche nelle ore diurne, poi è chiaro che nel momento in cui ci si corica e si va a dormire peggiorano perché appunto si mescolano un po' questi fattori digestivi che i gastroenterologi ben conoscono. Diciamo che vista l'età avanzata chiaramente bisogna andare a capire se è migliorabile intanto la qualità, quindi il comportamento, quindi gli orari, la gestione e l'igiene del sonno. Vale sempre la regola antichissima che una cena da poveri è molto più salutare. Questo perché comunque in persone come la signora, come la madre della signora che hanno una certa predisposizione, chiaro che una maldigestione mi scatena l'ansia. Ma quindi tipo la signora intanto per cambiare un po' il corso di questa situazione, non so, dovrebbe mangiare alle 7, 6 e mezza sicuramente e presto. coricarsi alle 9? Le chiedo. Sì. Cioè una cena un po' tedesca, un po' british anche, mangiare alle 6 e mezza, 7 e coricarsi almeno 3 ore dopo. Se adesso non so il caso specifico, se deambula, se c'è questa possibilità anche una passeggiatina. Una passeggiata in modo che l'atteggiamento verticale, la che non postura si butta così a guardare la TV, basta. Senza dubbio. Però insomma, può dare anche le gocce e però magari cominciare a cambiare anche questo... Un po' le abitudini. Un po' di abitudini, che poi a 94 anni è difficile, però mai dire mai, no? Sì, vanno un po' invitati, accompagnati magari. E di dare queste gocce, magari se proprio non ce la fa ad addormentarsi, e, insomma, tutti fanno le gocce così nessuno pensa più a nulla, tutti vogliono dimenticare. E prendiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, parla Teresa. Buongiorno Teresa. Volevo un'informazione per cortesia, siccome sento che parlate molto spesso di polisonografia che si può fare ovunque, mi potete dare degli indirizzi oppure come posso cercare? Guardi, allora signora Teresa, se lei ha un medico di base, il suo medico di base sa che lei soffre di disturbi di insonnia, eccetera, ma può prescriverla anche l'ottorino di solito, dipende dalle patologie, bisogna andare dal proprio medico di base e poi ci sono i centri specializzati dove ti addormentano e vedono cosa succede. No, pensavo che voi aveste un link. Non possiamo neanche fare una cosa così, signora, però se il suo medico di base lo contatta tra vaccinazioni eccetera che sta facendo e magari gli chiede un'indicazione, però deve avere una impegnativa e poi prenota il CUP di riferimento, in questo caso di Treviso, e trova la polisonografia, però deve avere un percorso, no? Giusto? Certo, esatto. Ecco, se il dottore ha il suo fascicolo sanitario, sa che soffre di insonnia e fa una richiesta di una polisonografia, credo che non possa non dire nulla. Assolutamente sì. Va bene, farò così, la ringrazio. Niente, grazie signora Teresa. Allora 0422 16 28 332, poi quando fa la polisonografia dorme, quello lo sappiamo, giusto dottore? Che ti addormentano? Sì. Non è detto perché là intervengono altri fattori, cioè il letto diverso, l'insonorizzazione, la temperatura, cioè tutte quelle cose molto sottili che a livello psicofisiologico appunto regolano il nostro sonno. E diventiamo tutti... Allora, una cosa molto importante,
Stiamo parlando dell'insonnia, dell'ansia. Quest'ansia è un'ansia molto, molto accresciuta nell'ultimo anno, per soprattutto le condizioni pandemiche, e ha investito, appunto, come abbiamo sentito, il 40% della popolazione adulta, ma pure anche i bambini. E abbiamo visto che è cresciuto in maniera esponenziale anche l'uso di tutti questi farmaci che vanno a calmarci. E questo è un dato negativo, perché è vuol dire una ruota che poi si porta avanti nel tempo, dottore. Questo va stabilito in modo più accurato, nel senso che spesso, come dire, in una seconda analisi più approfondita, dietro degli aspetti di insonnia si nascondono anche altre questioni di carattere più strettamente psicologico, che è meglio stabilire subito, cioè situazioni di trauma o di disturbi post-traumatici da stress, che spesso, appunto, sono una parte in causa abbastanza importante. Perché dico questo? Perché lì dove l'insonnia è un sintomo che si genera da questa particolare situazione che stiamo vivendo, può avere una risoluzione nel momento in cui tutto si sistema, e quindi, faccio un'ipotesi, si ripristinano il lavoro, il ménage familiare, eccetera. Invece in situazioni dove in modo pregresso c'erano dei traumi, una predisposizione all'ansia, un disturbo post-traumatico da stress, dello stress, ecco che quelle situazioni là, quei disturbi tendono a protrarsi, perché vengono semplicemente innescati da un evento, ma poi li ritroviamo anche dopo un lungo tempo. Certo, poi c'è un clima veramente di incertezza che è veramente quotidiano su tantissime cose. Poi c'è questo preoccupazione sul lavoro, che sappiamo a giugno pare che ci sia questo problema, che si potrà, insomma, licenziare. Quindi penso che le famiglie, il ménage familiare tra scuola, non scuola, didattica a distanza e tutto, non faccia altro che accrescere questo senso di incertezza, che possa poi sfociare in qualcosa che sia ansia, e questo è naturale. Sì. Vanno ad alimentare degli stress o dei potenziali traumi del passato. E prendiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego, buongiorno. Buongiorno, sono Patrizia, chiamo da Verona. Ecco, niente, a me capita a volte, già un paio di volte in questo mese, che faccio dei brutti sogni, poi mi sveglio con il cuore che batte a 1000, ma proprio ho pulsazioni molto molto forti, e per fortuna riesco un po' a controllarle, mi faccio del treno autogeno, però la mia paura va subito, oddio, faccio un infarto, anche se ho appena fatto tutti i controlli cardiologici, però quest'ansia mi accompagna spesso, insomma, durante le notti, ecco. Ma senta, signora Patrizia, ogni quanto fa questi incubi durante la settimana? Ma no, diciamo, adesso mi è successo un paio di volte in un mese, ecco, così. E quanti anni ha, signora Patrizia? Io ne ho 59 e... ecco, sono diabetica di tipo 2, ma prendo solo una pastiglietta alla sera e prendo anche una pastiglietta leggera per la pressione arteriosa, ma adesso è un paio di mesi che ho iniziato dieta e camminate, infatti mi faccio i miei 5-6 km al giorno, e invece di la notte mi succede che faccio un sogno, poi mi sveglio e ho il cuore, tipo questa notte, fatalità, che va a 1000, allora prendo paura e ho fatto la notte in bianco praticamente. Ma scusi la curiosità, cos'è che sono questi incubi? Cioè, cosa sogna? Qualcuno che la rincorre? Qualcosa? Perché... No, adesso per dire, questa notte mi sono sognata che avevo una gamba nera causata da il malfunzionamento del cuore, per dirle, ecco. E io mi sono proprio svegliata con il cuore impazzito. Allora, signora Patrizia, qua ci vorrebbe anche Sigmund Freud, il padre dell'analisi, perché i sogni siamo una proiezione di ciò che viviamo, le nostre ansie. Allora, signora Patrizia, parola d'onore, io devo andare in pubblicità, poi col dottor Canil le diamo una risposta subito dopo, stia in attesa e vediamo in qualche modo di darle qualche suggerimento, perché insomma andiamo via, va de retro, brutto sogno. Andiamo in pubblicità, a dopo.
Eccoci qui, siamo tornati con la nostra diretta 04 2216 28332. Siccome la signora Patrizia di prima non è l'unica a fare brutti sogni, eravamo qua io e il dottore che stavamo insomma raccontandoci i nostri incubi, no? Il sognare di rifare la maturità, sognare di rifare alcuni esami o altre cose, perché è un problema da affrontare. Allora questa signora Patrizia che fa sogni incubi molto forti e si sveglia con le palpitazioni e pensa di avere un infarto e poi non dorme tutta la notte. Signora Patrizia, ecco. Sì, allora credo che comunque ci sia, rispetto alla signora Patrizia, da un lato comunque un timore riferito alle malattie cardiologiche, alla paura di avere un infarto, quindi probabilmente c'è già una traccia po' ansiogena su questo. Dall'altro è abbastanza normale. Però la signora Patrizia aveva appena fatto tutti i controlli, tutto il check-up cardiologico, questo ci ha detto, quindi... Razionalmente questo senza dubbio è importante, poi emotivamente non è detto, perché in una personalità più ansiosa, più tendente al preoccupato, oppure che ha come dire, un retroterra in cui è accaduto qualcosa che l'ha scossa, può darsi che emotivamente non abbia un grande peso e quindi bisogna fare un lavoro di tipo psicoterapeutico. Ma come si fa a scacciare questi incubi? C'è un modo? C'è un modo, nel senso che si fa attraverso una decostruzione e ricostruzione di questo tipo di sintomo, perché facciamo un esempio, alcune persone molto preoccupate su questo fanno una serie di esami, ne fanno anche in più ed eccessivi, no? Quindi dal punto di vista logico, razionale, scientifico hanno tutte le garanzie, però magari hanno un aspetto traumatico alle spalle, hanno perso un genitore o due per la stessa causa, piuttosto che aver assistito a qualcosa di importante, ed ecco che emotivamente si crea un trauma che generalmente viene trattato con le MDR perché è il metodo migliore, e quindi nel mentre si fa questo trattamento che desensibilizza e ristabilisce una serenità per la persona, si ricostruiscono anche tutte le tappe della memoria che hanno portato a questo. Chiaro che sono memorie traumatiche, quindi vanno ad attivare un po' un allarme rosso nella persona. Quindi la signora cosa dovrebbe fare? Un percorso, cominciare a ragionare su che cosa... Ma io proverei a fare intanto un approfondimento psicologico per capire un po' le cause. Poi sui 2 episodi di insonnia legati al sogno non mi preoccuperei troppo per quello, perché sono abbastanza normali. Abbiamo citato Freud prima, ma insomma la nostra mente ha un aspetto simbolico e di astrazione, no? Quindi mettiamo insieme anche più episodi del passato e del presente e questo può accadere, ma è appunto il tipo di interpretazione che ne fa. Mi è venuto in mente un quadro di Fuseli, un pittore che ha disegnato, no, il sonno della ragione genera mostri, è meglio che dormiamo tutti sonni tranquilli che poi dopo diventiamo tutti zombie cattivi. Prendiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. 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 Prego signora, buongiorno. Io sono Giuliana da Padova e volevo sapere, per cortesia, io è da 2 anni che sono ansiosa, malessere, perché ho avuto un lutto in famiglia. Prima stavo bene, dormivo, tutto quanto. E in questo tempo mi è venuto anche l'Helicobacter. Vorrei sapere se l'Helicobacter è collegato anche all'ansia. Io prendo medicinali, prendo l'Ansolin, e sono ansiosa, non dormo. Ma scusi signora Diana, quanti anni ha? 73. Ma sta facendo la terapia antibiotica per l'Helicobacter? Perché deve debellarlo, l'ho già fatta. E lo ha debellato, lo ha mandato via? Non lo so, perché io l'ho fatto un altro esame, ma forse ho portato pochi pezzi, era venuto fuori dubbio, allora adesso lo sto facendo un'altra volta. E io sono tanto ansiosa, mi sveglio, penso sempre cose di male, sempre così, e non dormo e mi agito, mi prende lo stomaco, alla mattina ho gli sforzi, non so se sia dall'ansia o dall'Helicobacter, adesso mi faccio un altro esame Helicobacter, ma vorrei sapere se l'ansia e l'Helicobacter sono collegati. E questa ansia e questo Helicobacter la fanno vivere male, però ha incominciato 2 anni fa quando ha avuto il lutto? L'Helicobacter ha cominciato a ottobre dell'anno scorso. Mentre l'ansia 2 anni fa?
Sì, sì. Vabbè. Quando Allora, è cominciato il marito a ammalarsi di brutto e dopo l'ansia, fino che un anno ho combattuto è andato bene, quando lui è mancato mi è crollato il mondo addosso. Allora intanto, guardi signora Liliana, intanto le mando un abbraccio forte, cerchi di tirarsi su. Adesso le faccio dare una risposta dal nostro dottore Michele Canille, neuropsicologo e psicoterapeuta. Grazie, grazie davvero, buona giornata, grazie. Allora, ansia e Helicobacter. No, non allora pervenuto? No, non c'è alcuna correlazione, probabilmente ansia e secrezioni acide dello stomaco, quindi acido ipocloridrico, quindi ricordiamo Pavlov, uno psicologo di un secolo fa, che appunto faceva questi esperimenti su degli animali, Cane famoso, il famoso cane, quindi come dire, si attivano dei processi fisiologici, no? Ma che sono dovuti proprio all'ansia, cioè allo stato di preoccupazione, e mi pare di capire riferito anche forse a qualcosa che è accaduto, un lutto, una perdita, che sono spesso dei dolori molto importanti. Ma la signora, prendendo uno di questi farmaci tipo un inibitore della pompa protonica, quindi mettendo lo stomaco a riposo, diciamo, per qualsiasi natura meccanica o psicologica, potrebbe cominciare a dormire meglio e ad avere meno ansia? Perché se si ascolta lo stomaco gli viene l'ansia non lo fa dormire, cioè è tutto un po' una catena. Dovrebbe provare a sentire intanto il gastroenterologo e fare un tentativo, però io credo che con una componente ansiosa di questo tipo probabilmente non sarebbe sufficiente. Quindi prendere delle gocce, andare dal terapeuta? Ma anche qui provare insomma a sentire sia il medico di medicina generale e provare a farsi consigliare un farmaco, ma anche provare a fare un po' di chiarezza, io credo, dal punto di vista psicologico su ciò che gli è accaduto. Quindi questo lutto che lei non riesce a superare? Probabilmente ancora attiva delle emozioni molto negative e preoccupanti. Allora non è facile. Comunque signora Liliana, che ci ha chiamato da Padova, il dottore dice ansia e Helicobacter non c'entrano nulla, sono due fattori che in fatalità vivono e convivono nello stesso momento ma non sono correlati. Questa è una certezza. Io do il numero anche se siamo in chiusura, ma chissà, 042216283332. Allora abbiamo capito fino a qui intanto che hanno chiamato tantissime donne. Sì. Ed è questo un segnale che poi si ritrova nei vari studi, insomma c'è il fatto che la donna soffre di più forse. O forse anche il fatto che è più attenta, no? È più alla attenta. salute, i maschietti a volte si trascurano un po'. E si trascurano un po'. Senta, possiamo dare un consiglio a qualcuno, siamo in chiusura, per dormire un po' meglio, se c'è una strategia da mettere in atto, se ha dei punti, intanto eliminare gli schermi brillanti, no? Dopo le 6 sarebbe. Senza dubbio gli schermi illuminati. Cioè televisori, iPad, smartphone. Un uso attento di quello, l'igiene del sonno, quindi la temperatura, l'ambiente dove si dorme, l'evitare di avere rumori di fondo, ovviamente cercare di andare a dormire sereni, e quindi questo lavoro lo si fa durante il giorno, non durante la sera, perché prenderci cura delle nostre preoccupazioni è un dovere verso noi stessi che dobbiamo fare però nelle ore diurne. Poi insomma stare attenti ai fattori digestivi e tutto quello che viene raccomandato normalmente poi insomma negli studi dei medici di medicina generale, che giustamente si vedono spesso a doversi confrontare con questo. Quindi, ricapitolando in velocità, prendersi un bel libro, un mattone di libro, mangiare alle 6, cominciare a leggere questo libro e cercare di trovare una soluzione. Io intanto ringrazio tutti coloro che ci hanno chiamato, noi dobbiamo chiudere, ringrazio il dottor Michele Canille, neuropsicologo e psicoterapeuta. Ci vediamo presto, grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci.